nei tempi, c'è il quarto d'ora accademico, ce lo siamo concessi. Iniziamo. Prego, sedetevi, prendete posto. Bene, allora ancora una volta buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a tutte le delegate e i delegati, i quadri, i pensionati e pensionati, tutto il nostro mondo della CISL del Veneto. Un incontro che abbiamo voluto come CISL Veneto per conoscere i contenuti del referendum costituzionale confermativo, per il quale, come elettrici ed elettori, saremo chiamati ad esprimerci i prossimi 22 e 23 marzo. Pensare con la propria testa, per evitare di farci trascinare nella discussione fuorviante, che mira a spostare il confronto su obiettivi altri, una sorta di voto di fiducia o di sfiducia nei confronti del governo, con modalità che a tratti somigliano al tifo da stadio, modalità che tutto fanno tranne consentire agli elettori di approfondire il merito della proposta di modifica della Costituzione all'interno di un confronto pacato e obiettivo. Lo diciamo con chiarezza. Avremmo auspicato un approccio bipartisan, come dovrebbe essere per una democrazia matura, con il voto parlamentare sufficiente ad evitare la consultazione confermativa. Purtroppo invece la storia di questo Paese è costellata di casi opposti, come le commissioni bicamerali che hanno arenato e bloccato l'aggiornamento della nostra Carta Costituzionale. E la critica va indirizzata a largo raggio a buona parte delle forze politiche e sociali che non perdono occasione per usare muscolatura verbale, utilizzando accuse reciproche, revanche, forzature inappropriate, che a tutto servono tranne che a mettere i cittadini nelle condizioni di conoscere e di informarsi adeguatamente a ciò che saranno chiamati a votare. Non è un atto qualsiasi quello che faremo recandoci alle urne i prossimi 22 e 23 marzo. Saremo chiamati ad esprimerci sulla proposta di modifica di alcuni articoli della Costituzione italiana che riguardano il funzionamento del sistema giudiziario. Il referendum confermativo si verifica, come previsto dalla stessa Costituzione, ogni qualvolta una proposta di modifica non venga votata con maggioranza qualificata, ovvero almeno i 2/3 del Parlamento in 2 letture successive dei 2 rami, ma venga votata con una maggioranza assoluta di almeno il 50% più 1 dei parlamentari. Senza la maggioranza qualificata in doppia lettura, la legge approvata dal Parlamento deve essere sottoposta appunto a referendum confermativo, ed è il caso di questa tornata referendaria. È un appuntamento importante, quindi, solenne direi, quello per il quale siamo chiamati alle urne. Diversamente dal referendum abrogativo non ci sarà bisogno di un quorum minimo di votanti perché sia valido il quesito, il suo esito. Qualunque quindi sarà il numero di chi si recherà alle urne, il risultato che ne scaturirà determinerà l'entrata o meno in vigore della riforma proposta. Alcune riflessioni prima di introdurre i nostri ospiti, i nostri relatori. Non vi è in atto alcuna azione extracostituzionale, cioè non rispettosa delle regole definite dalle madri e dai padri costituenti. Siamo all'interno di quelle regole che la nostra Costituzione ha definito all'articolo 138 per poterla riformare, appunto, come dicevamo, anche parzialmente. Siamo nell'ambito della democrazia diretta, che la Costituzione riconosce ad ogni singolo elettore. Abbiamo detto appunto che è solenne questo appuntamento,
per quello che siamo chiamati a fare, perché modificare una parte della Costituzione non è un atto ordinario, ma è un atto straordinario che tuttavia da diversi lustri si ripete periodicamente. Ciò che chiede un atto così importante, che riguarda ciascuno di noi elettori, si chiama senso di responsabilità, ovvero coscienza critica e consapevolezza della scelta che andremo a fare. Le forze politiche, e non solo, in queste settimane hanno dato il meglio di sé. Hanno ancora una volta perso l'occasione di tenere il confronto nel merito e consentire così al cittadino di potersi orientare. Ancora una volta hanno dimostrato, se ce n'era ai noi ancora bisogno, che il senso di responsabilità non appartiene né a chi evoca scenari apocalittici di stravolgimento dei poteri dello Stato e quindi della democrazia, né a chi invece attacca la magistratura definendo i meccanismi di governo come paramafiosi. Sono toni inaccettabili e che critichiamo con forza. Questo Paese, i cittadini, gli elettori di questo nostro Paese meritano di essere adeguatamente informati. Chi dovrebbe informare purtroppo non lo fa. Noi della CISL a tutti i livelli sentiamo addosso la responsabilità di informare, con la convinzione che la via maestra per una scelta consapevole sia la conoscenza. E con questo spirito e per queste ragioni abbiamo organizzato questo attivo di oggi qui a Padova. Il prossimo 26 giugno la Costituzione italiana compie 80 anni dalla data della prima seduta della Costituente nel 1946, preludio della sua entrata in vigore il 1 gennaio del 1948. In questo lungo arco di tempo la Carta non è rimasta immutata, è stata oggetto di numerose riforme costituzionali, in alcuni casi frutto di ampi e aspri confronti politici e istituzionali. Quello che ancora tutti noi abbiamo nella memoria è stato quello della cosiddetta riforma Renzi nel 2016 per il superamento del bicameralismo perfetto. Un confronto duro e aspro. Vi sono state altre proposte di modifica. Ricordiamo la modifica nel 99, articolo 111 della Costituzione, appunto il cosiddetto giusto processo, ed ancora l'istituzione delle regioni, del regionalismo, la riforma del titolo V del 2001, e l'introduzione della possibilità di negoziare forme di autonomia differenziata. L'introduzione quindi poi del principio del pareggio di bilancio nel 2012, la riduzione del numero dei parlamentari approvata nel 2020. Vi sono stati casi in cui non si è dovuti ricorrere al referendum confermativo per approvare la Costituzione, come nel caso della modifica degli articoli 9 e 41, che hanno introdotto la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Modifiche approvate in doppia lettura nei due rami del Parlamento da più di 2/3 dei parlamentari. Quello che viene chiamato il referendum sulla giustizia si inserisce in questa stagione di riforme, iniziato da circa 30 anni, per giù, dopo che per quasi 40 anni la Costituzione era rimasta praticamente intonsa. Saremo chiamati, pertanto, oggi il 22 e il 23, ad esprimerci su un nuovo possibile equilibrio tra i poteri dello Stato. Ho usato il termine equilibrio, non divisione dei poteri. Le parole contano e vanno usate in modo appropriato. Non vi è nessun tentativo di dividere, ma piuttosto, questa è la nostra opinione naturalmente, ma piuttosto di equilibrare e riequilibrare i poteri dello Stato. Non si tratta però solo di una questione tecnica riservata agli addetti ai lavori, ma un tema che riguarda ciascuno di noi, ovvero una questione politica, non partitica. Politica nel valore più alto e nobile, solenne di quella parola, la polis, la nostra casa comune, le regole della comune convivenza. Stiamo parlando di uno dei nodi storici più delicati della Repubblica Italiana, il rapporto tra magistratura, politica e democrazia. Questa riforma non nasce all'improvviso, né è il frutto di una contingenza.
È il punto di arrivo di decenni di conflitti, di ripensamenti, di cambi di posizione e scontri istituzionali che hanno attraversato trasversalmente quasi tutti i partiti politici. Conflitti tra politica e magistratura che si sono via via acuiti. Dopo il fascismo e la Costituzione repubblicana sancisce il principio fondamentale dell'indipendenza ed autonomia della magistratura. Il regime aveva inglobato il sistema giudiziario nel potere autoritario e il pubblico ministero era parte della gerarchia del regime, assimilato al potere esecutivo che influenzava, costui, il potere esecutivo, influenzava l'azione penale, le carriere erano legate all'orientamento politico e non vi era una reale separazione delle carriere stesse. La Costituzione, appunto, istituisce il Consiglio Superiore della Magistratura con competenza esclusiva su assunzioni e nomine dei magistrati dopo il concorso, su assegnazioni e trasferimenti nelle varie sedi giudiziarie, su promozioni e progressioni di carriera, sul conferimento degli incarichi direttivi, sulla giurisdizione disciplinare sugli stessi magistrati. Con la vicenda Mani Pulite e successivamente le inchieste definite ad orologeria, il ruolo della magistratura nella vita pubblica italiana subisce una trasformazione profonda, assumendo un ruolo non più asettico, ma volutamente o meno non marginale nella scena pubblica e mediatica. Nel corso degli anni 90 la magistratura è vista come argine alla corruzione e unico soggetto capace di porre la questione morale dentro la politica. La parte sana di quel sistema politico, oramai al tramonto, sosteneva però che con le forzature degli avvisi di garanzia si fosse smantellata indistintamente una classe politica. Questa era la discussione in quella fase. È quello forse il momento in cui si apre una frattura strutturale. Altre vicende sollecitano a considerare che forse vi erano in atto forzature nell'esercizio del potere giudiziario. Una su tutte è la vicenda Enzo Tortora, un errore giudiziario che ebbe un eco ed una rilevanza mediatica, politica, umana enormi. Fin dagli anni Ottanta si iniziano ad avanzare proposte di separazione delle carriere dei giudici, storiche le battaglie dei radicali che chiedono, oltre la separazione delle carriere, una più ampia riforma della giustizia, con l'introduzione della responsabilità civile dei magistrati e la riforma del processo penale. Battaglie che aprono ad interventi del legislatore che, come dicevamo prima, portano all'introduzione nel 99 del principio del giusto processo in Costituzione. È però sempre più evidente che la frattura sorta dalle vicende Mani Pulite e i collegamenti con i numerosi errori giudiziari vanno affermando, via via sempre con maggiore enfasi, da una parte la politicizzazione della giustizia, dall'altra la non responsabilità dei giudici se commettono errori. Nel 2019 il caso Palamara, ex presidente della ANM, porta alla luce vicende che coinvolgono direttamente il Consiglio Superiore della Magistratura e alcuni suoi membri, rivelando la presenza di trattative informali sulle nomine, un ruolo determinante delle correnti, incontri tra magistrati e politici per orientare le stesse nomine. Si rafforza nell'opinione pubblica e nella politica il concetto, il pensiero che le correnti siano un elemento che non garantisce neutralità, autonomia ed indipendenza. Fatto questo rapido excursus, focalizziamoci sul tema di oggi, questo rapido excursus storico, al quesito referendario. Cosa dice il quesito referendario? Lo leggo. Approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105 e 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con titolo Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. Questo è il quesito. La CISL è sempre stata ed è luogo del confronto libero, della conoscenza e della formazione critica. La scelta che la nostra organizzazione ha fatto è stata quella di non dare indicazioni di voto.
non, come qualche detrattore sostiene, per ignavia o disimpegno. È una scelta consapevole per rispettare la libertà e l'opinione dei nostri più di 4 milioni di iscritti. Una scelta non meno impegnativa di chi invece ha deciso di schierarsi anche nel sindacato, per una parte, inneggiando a pericolose derive antidemocratiche. La scelta di lasciare la libertà di voto e contestualmente di dare strumenti di conoscenza alla nostra gente, anche ai nostri più di 400.000 iscritti del Veneto, è una scelta di impegno civico, di rispetto dei diritti che la nostra Costituzione ci ha consegnato 80 anni fa. D'altronde non è la nostra storia, non è nel nostro DNA definire democratica o meno una strada a seconda di chi la propone. Rimaniamo testardamente, ostinatamente, gelosamente ancorati alla nostra autonomia e libertà di giudizio, che per i nostri padri fondatori, in primis Giulio Pastore, significava dare strumenti culturali, formativi, di conoscenza per liberare le persone, per emanciparle, per renderle autonome di scegliere, senza farsi condizionare da questo o quel pensiero politico, questa o quella cultura dominante. Per questo abbiamo ritenuto doveroso, con la segreteria regionale, promuovere questo momento di approfondimento su una riforma che incide su uno dei pilastri fondamentali del nostro Stato di diritto, l'ordinamento della magistratura. Il nostro obiettivo non è quello di sostenere una posizione, ma di offrire strumenti di comprensione, ascoltando le ragioni del sì e le ragioni del no, affinché ciascuno possa formarsi un'opinione consapevole. Solo una indicazione ufficiale la CISL le dà. Invita tutte le elettrici e tutti gli elettori a recarsi alle urne. A maggior ragione perché, non essendoci il quorum, l'esito finale veda la più ampia partecipazione al voto e di conseguenza la più ampia partecipazione alla scelta democratica. Il referendum costituzionale rappresenta, come dicevamo, un momento solenne di partecipazione democratica. È quindi fondamentale che la comunità sindacale e la società civile possano confrontarsi su basi informative, solide e pluraliste. Ringrazio i relatori che hanno accettato il nostro invito. Li ringrazio per la loro disponibilità, per il privilegio che ci concedono, è un privilegio, ci concedono oggi di essere qui a Padova con la nostra grande comunità della CISL del Veneto. Porteranno punti di vista diversi su una riforma che sta suscitando, come dicevamo, un confronto molto intenso nel Paese. L'obiettivo di questo incontro, sottolineo ancora una volta, è quello di offrire un'occasione di approfondimento, mettendo a disposizione di chi oggi qui è in presenza e chi ci sta seguendo in streaming e nei prossimi giorni potrà riascoltare e rivedere la registrazione di questo attivo, perché lo caricheremo sui nostri canali social, offrire elementi utili per comprendere i contenuti della riforma e le implicazioni che essa comporta. Il nostro compito oggi non è convincere, ma comprendere. La riforma interviene su alcuni articoli del titolo IV della parte seconda della Costituzione, ridefinendo l'assetto dell'ordinamento giudiziario e i suoi assi portanti, che sono 4. La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, l'istituzione di 2 consigli superiori della magistratura distinti, l'introduzione del sorteggio nella loro composizione, la creazione di un'alta corte disciplinare. Un elemento essenziale non viene toccato, l'articolo 101, cioè i magistrati restano soggetti solo alla legge. Il principio dell'uguaglianza di ogni individuo davanti alla legge rimane saldo. La giustizia è una infrastruttura istituzionale, non è solo il luogo in cui si celebrano i processi, ma uno snodo che incide sulla qualità della democrazia, sulla certezza dei diritti, sulla credibilità, è l'efficienza di tutte le istituzioni. Ed è anche un fattore di sviluppo. Quando il sistema giudiziario è prevedibile ed efficiente, favorisce investimenti, rafforza l'affidabilità nei rapporti economici, incide sul costo del credito, sostiene la stabilità occupazionale.
Nel nostro Paese vi sono ancora più di 4 milioni di cause pendenti. Vi è poi un elemento che non viene evidenziato, ma che viene evidenziato poco, ma che assume connotazioni sempre più preoccupanti, ovvero i ricorsi sopravvenuti, cioè le nuove azioni che vengono presentate davanti ai giudici, che diminuiscono, questo ci dicono le statistiche. Il significato di queste diminuzioni appare come una pericolosa fuga dalla giustizia che in parte, se questo è il contesto, derivante dal primo dato, dalla lunghezza e dalla quantità di cause pendenti. E quindi se i processi sono lenti e ci si impiega 8, 10, 12 anni per arrivare a giudizio, che succede? Ci si rivolge alla giustizia privata, scusate, ad esempio gli arbitrati. Una fuga quindi della giustizia prodotta dalla lentezza della giustizia stessa, quasi un paradosso. Ridurre quel numero è l'obiettivo strategico, credo, di uno Stato di diritto, non per ragioni astratte, ma prima di tutto per quelle che dicevamo, le ragioni di civiltà, perché uno Stato di diritto deve assicurare certezza e congruità della durata dei processi. Non si può restare appesi all'iter giudiziario per decenni. Imprese, lavoratori, famiglie hanno il diritto di conoscere preventivamente, se chiamati in giudizio, i tempi del processo nei vari gradi di giudizio. Di sicuro nessuna riforma costituzionale può sostituirsi al lavoro determinante sull'organizzazione concreta degli uffici giudiziari. E lo vediamo anche qui in Veneto, soprattutto in alcune aree periferiche come nel Bellunese, ma non solo. Cosa sta succedendo per la carenza di organici, anche solo per la mancanza di messi notificatori? Servono investimenti, digitalizzazione, stabilizzazione e incremento del personale degli uffici e dei tribunali, modelli gestionali più efficienti ed una grande attenzione alla drammatica situazione carceraria. La qualità della giustizia e anche la qualità del lavoro pubblico sono elementi decisivi per la modernizzazione del sistema. Ne consegue che anche le regole con cui si definiscono questi assetti, quelli di vertice in particolare, diventano determinanti. Le regole contano, gli equilibri tra funzioni contano, la trasparenza dei criteri di nomina e di valutazione contano, la fiducia dei cittadini si costruisce anche così. Vogliamo istituzioni che funzionino davvero, non solo in teoria. Se esistono aree di opacità, se gli incentivi producono effetti distorsivi, se la percezione pubblica è segnata da sfiducia, allora crediamo che intervenire non significhi attaccare un potere dello Stato, ma rafforzarne la legittimazione. Questo è il terreno su cui chiediamo ai nostri relatori di accompagnarci, non una contrapposizione tra i poteri, ma una riflessione sull'architettura costituzionale proposta. Non un giudizio morale sui singoli, ma una valutazione sugli assetti, non uno scontro identitario, ma una scelta sulle regole del gioco. E allora arrivo, dopo questa lunga introduzione, a presentarvi i nostri illustri ospiti, che ringrazio ancora per la disponibilità. Il professor Stefano Ceccanti, professore ordinario di diritto pubblico comparato presso la Sapienza, all'Università di Roma, dove insegna diritto parlamentare e sistemi costituzionali comparati. Se dico inesattezze, correggetemi. È stato senatore della Repubblica e deputato, membro della Commissione Affari Costituzionali della Camera, studioso dei sistemi istituzionali, delle riforme costituzionali e dei sistemi elettorali. È autore di numerosi saggi e volumi sul funzionamento delle democrazie parlamentari ed è vicepresidente di Libertà e Uguale. Il magistrato Vittorio Borraccetti, già procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, è stato procuratore della Repubblica a Padova, procuratore capo della Repubblica, una cosa mi è sfuggita, l'ho chiesto prima, mi è sfuggita. È stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura, è stato anche componente, o meglio, procuratore nazionale aggiunto antimafia, della Direzione Nazionale Antimafia. Ha svolto una lunga attività nel campo della giurisdizione penale e nell'organizzazione della giustizia, intervenendo nel dibattito pubblico sulle riforme dell'ordinamento giudiziario e del sistema costituzionale. Iniziamo a questo punto il confronto. Poche regole di ingaggio.
Abbiamo ipotizzato 5 domande a cui chiederemo di rispondere alternativamente ai nostri due relatori. Proponiamo all'ordine di restare sui 10 minuti, non abbiamo previsto un timer, segnalerò io l'approssimarsi del termine. Al termine delle domande, se saremo tutti rispettosi dei tempi, avremo ancora una mezz'ora più o meno, abbiamo ipotizzato, per eventuali domande da parte vostra, dei delegati, delle delegate, degli attivisti. Già ora, lo ribadirò dopo, esorto chi vorrà fare delle domande a restare nel merito del quesito referendario della proposta di riforma, non considerazioni di tipo politico, ognuno di noi ha le proprie opinioni, né per una né l'altra parte, ma solo di chiarimento, domande di approfondimento nel merito, soprattutto evitando di dichiarare il proprio voto, se avete già deciso, perché magari questa è l'occasione per perfezionare la propria opinione. Non è questa la sede in cui dovete esprimere il vostro voto. Qui oggi, per il rispetto di tutti, rimaniamo sul merito e non disperdiamo questa occasione di informazione, direi quasi di servizio pubblico, sentiamo addosso anche questa come responsabilità, per acquisire tutte le informazioni per una scelta consapevole. Ho parlato fin troppo e quindi direi di iniziare. Mentre vado a sedermi, io avanzo già la prima domanda e direi di iniziare per rispetto con il professor Pelletà, il professor, il magistrato Boraccetti. La prima domanda, che poi sono due in una. Il tema della separazione delle carriere rappresenta uno degli elementi centrali del dibattito sulla riforma. La riforma introduce una separazione che può migliorare l'imparzialità dei giudici o no? La separazione delle carriere rischia di frammentare la magistratura o di rafforzarne l'autonomia reciproca? Ma più che l'anzianità, a me sembra che l'ordine logico esiga che sia prima il professor Ceccanti a dire perché è stata proposta questa riforma, dopodiché io dirò la mia sul perché sia una riforma che critico, ma mi pare che sia... Grazie mille. Dunque, anzitutto io ringrazio dell'invito che mi riporta un episodio molto positivo della mia giovinezza. Nel 1983 abbiamo fatto con la Federazione degli Universitari Cattolici il congresso a Padova e in quell'occasione venne Pier Carniti, che allora era segretario della CISL, e abbiamo iniziato da allora una feconda collaborazione. Fra l'altro poi io ho fatto per un anno, tra i vari lavoretti che si fanno tra quando uno si laurea e quando trova un lavoro vero, ho fatto l'addetto stampa della Federazione dei Tessili, quindi circondato da donne, perché come voi sapete. Ma poi soprattutto il mio predecessore alla presidenza della FUSCI, Giorgio Tonini, ha fatto il collaboratore personale di Pier Carniti per tanti anni, compreso la fase delicatissima del referendum del 1985, che è stato molto positivo sia per le relazioni sindacali sia per l'evoluzione della democrazia italiana. Ciò detto, io professionalmente da costituzionalista la imposterei con questa chiave di lettura che vi do io, che certo è opinabile, ma noi abbiamo ereditato, questo l'ho detto all'introduzione, un sistema che era statalista ed era antipluralista. Cioè cosa aveva fatto il fascismo? Perfezionando all'estremo quello che già accadeva nel periodo liberale statalista, perché noi abbiamo avuto sul continente europeo dei regimi molto statalisti a differenza delle democrazie anglosassone. Il sistema partiva dall'idea che la prima cosa era la sicurezza dello Stato. La sicurezza dello Stato si imponeva sulla libertà e dignità delle persone. Questa era la logica del processo Grandi, diciamo, 1941. E quindi in questa logica, siccome quello che contava era la sicurezza dello Stato, quindi se un po' di innocenti finiscono in galera, che problema c'è? L'importante è la sicurezza dello Stato. Erano compattati insieme chi giudica, chi accusa e il governo, perché era uno Stato che faceva blocco unico, che doveva essere infallibile e compatto. Allora, i nostri costituenti hanno rotto questo schema, l'hanno rotto anzitutto nei principi,
diritto alla difesa, articolo 24, presunzione di innocenza fino all'ultimo livello, 27, e funzione della pena di rieducazione del condannato, tutte cose assolutamente eversive di quello che c'era prima, e hanno potuto fare una prima cosa di rompere il rapporto governo-ordine giudiziario, principalmente attraverso il CSM. Non potevano riscrivere i codici, perché non si poteva fare in Assemblea Costituente, e quindi hanno piazzato una settima disposizione transitoria che dice: finché non si scrive un nuovo ordinamento giudiziario conforme a Costituzione non ci può essere un vuoto e ci dobbiamo tenere quello che c'è. Diciamo, è una soluzione simile a quella che i costituenti adottarono sul concordato. Ai costituenti non piaceva il concordato del 29, che era in contrasto con i principi di libertà religiosa e di pluralismo religioso, e quindi cosa dissero? Mettiamo all'articolo 7 che noi non costituzionalizziamo il concordato del 29, costituzionalizziamo un principio pattizio positivo di rapporto Stato-Chiesa, e appena possibile cerchiamo di fare la riforma del concordato senza passare per la revisione costituzionale. Ora, il concordato l'abbiamo cambiato nell'84-85, il nuovo processo l'abbiamo cambiato nell'89, è il nuovo processo di tipo accusatorio. Il processo di tipo accusatorio parte è quello coerente con i principi costituzionali, perché parte dalla libertà e dalla dignità della persona, e parte non solo dal pluralismo tra i poteri, ma anche nel pluralismo dentro l'ordine giudiziario. Pluralismo dentro l'ordine giudiziario tra giudice terzo, chi accusa e chi difende. Quindi è un processo personalista, è un processo pluralista. Solo che non è che cambi la mentalità delle persone cambiando una legge ordinaria. Gli operatori del diritto continuavano a interpretare il processo accusatorio con la mentalità dell'inquisitorio. Conosciamo un po' anche nella Chiesa Cattolica, sì, approvato il Concilio Vaticano II, molti però continuano a ragionare con la mentalità del Concilio Vaticano I. E allora ci si pose già 1 o 2 anni dopo il problema: a noi non converrà che scriviamo in Costituzione le cose del processo accusatorio, perché seguendo questa scia a cui ci ha invitato la settima disposizione transitoria. E quindi da lì l'idea di scrivere queste garanzie. Non si poté fare nelle legislature brevi 92, 94, 94, 96, si arriva alla legislatura 96-2001, governi di centrosinistra, governi Ulivo e centrosinistra, si costituisce la commissione D'Alema e si comincia a dire: allora prendiamo i principi della riforma accusatoria, li mettiamo in Costituzione, e poi come conseguenza logica facciamo 2 innovazioni di ordinamento, che sono superare il CSM unico, perché il CSM unico, che aveva avuto il merito di rompere il rapporto governo-magistratura, teneva comunque insieme l'arbitro e una squadra. Il CSM unico, le carriere si decidono con l'arbitro, il giudice terzo, e l'accusa, che stanno nello stesso organo, e ognuno incide sulle carriere degli altri. Questo è contraddittorio col processo accusatorio. E poi, come aveva segnalato un grande giurista padovano, Paladin, anche in seguito alle vicende del processo Tortora, non possiamo avere un organo, il CSM, che fa nomine, trasferimenti, valutazioni di professionalità e sentenze su illeciti disciplinari. Paladin nel 91 fa una commissione nominata dal Presidente della Repubblica e dice: ci vuole un organo staccato. Fare sentenze disciplinari non è fare avanzamenti di carriera. Ci vuole una corte disciplinare. Questo era l'accordo di massima fatto dalla Commissione D'Alema. I principi: superare il CSM1, corte disciplinare. La Commissione D'Alema fallisce per le difficoltà di rapporto in quella legislatura, ma arriva una sentenza molto brutta della Corte Costituzionale, che anche lei continuava a ragionare con le categorie del processo inquisitorio. E si mette a dire la Corte: beh, tutto sommato se si raccolgono le prove anche prima del processo va bene uguale. No, le prove, il processo accusatorio si portano, uno le presenta, l'altro fa l'obiezione. E allora i nostri parlamentari insorgono, parlamentari centrodestra e centrosinistra insieme, e superano la sentenza della Corte Costituzionale modificando la Costituzione e scrivendo l'articolo 111, riprendendo il pezzo della Commissione D'Alema. E i nostri parlamentari scrivono così nell'articolo 111: il processo è giusto quando il giudice è terzo rispetto alle 2 parti. Lo votano anche se l'Associazione Nazionale dei Magistrati è contraria, perché il problema era il sostantivo parti. Secondo i nostri parlamentari
estensori Cesare Salvi, capogruppo dei Democratici di Sinistra Marcello Pera, centrodestra, alla Camera relatore Antonio Soto del gruppo DS con cui io lavoravo in quel momento, scrivono che le due sono parti, cioè nel processo accusatorio chi accusa è una parte e chi difende è una parte. L'Associazione Nazionale dei Magistrati dice no, ma sono diversi, ci sono aggettivi diversi perché chi accusa lavora per lo Stato, chi difende. Sì, ma i parlamentari non erano d'accordo. I parlamentari dicono quelle sono due parti, perché il processo accusatorio sono due parti e quindi noi abbiamo una Costituzione che dice nel 111 che sono due parti, il giudice è terzo e imparziale. Gli aggettivi terzo e imparziale, dicono i nostri parlamentari di centrodestra e di centrosinistra insieme, imparziale vuol dire nel processo, nel giudizio. Terzo vuol dire nell'ordinamento e quindi dopo questa riforma dovremo riprendere anche il pezzo che oggi non possiamo mettere dentro, che c'è una polemica fortissima tra i pubblici ministeri di Milano e Berlusconi, ma prima o poi dovremo anche superare il CSM unico e fare la Corte disciplinare. Così termina quella legislatura. E ereditiamo questa cosa per 20 anni. Ereditiamo questa cosa per 20 anni e arriviamo a questa legislatura. Ora, questa legislatura è segnata da un disastro nei rapporti maggioranza-opposizione perché avendo fatto insieme questa cosa del 111 si doveva fare insieme anche legge di applicazione e qui ognuno ci mette del suo. Quindi la maggioranza dice, beh, noi abbiamo preparato un testo bellissimo, ce lo votiamo da soli, che ci importa le idee vostre. L'opposizione dice, ma noi siamo radicalmente contrari ai principi. Invece di dire siamo d'accordo sui principi, che sono quelli su cui abbiamo votato insieme nel 99, dico noi non dialoghiamo perché non siamo d'accordo sui principi. Come non siamo d'accordo sui principi? Io segnalo, ho fatto la campagna elettorale come candidato del Partito Democratico nel 2022. L'unico partito, l'unico che aveva nel programma elettorale fare la Corte disciplinare era il Partito Democratico, neanche quelli di centrodestra ce l'avevano scritto, perché questa lavorazione da Paladino in poi di fare la Corte disciplinare era stata teorizzata soprattutto da persone di centrosinistra. Io resto piuttosto allibito. Fra l'altro, a inizio legislatura, i senatori del PD di queste avevano presentato una proposta di Corte disciplinare che è più radicale di quella che c'è nel testo, perché quella che c'è nel testo prevede, per evitare che la Corte disciplinare sia punitiva, che 3/5 sono magistrati. Ma lo sapete che la proposta del senatore del Partito Democratico prevedeva solo 1/3 dei magistrati nella Corte disciplinare? Io resto francamente allibito rispetto a questo cambiamento radicale, per cui se qualcuno si sposta di casella e sostiene le cose tue, tu ti sposti di casella dicendo che non vanno bene, ma non funziona così soprattutto in materia costituzionale. Poi anche per quanto riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura, una volta che uno ha scritto nel 99 che il giudice è terzo, io non posso avere in uno stesso organo i pubblici ministeri che sono una parte che decidono sulle carriere dei giudici. Guardate che ieri, è un articolo molto complesso e equilibrato che fa critica a tutti, la rivista Civiltà Cattolica questa cosa l'ha scritta, cioè, guardate che l'ha scritta dicendo un dato di verità. I giudici, diciamo, che hanno meno potere, meno forza mediatica, quelli delle fasi preliminari, i GIP e i GUP, sanno che se dicono dei no ai pubblici ministeri rischiano sulla loro carriera. Noi abbiamo un tasso di accettazione delle proposte dei pubblici ministeri, dei giudici rispetto ai pubblici ministeri, che nelle fasi preliminari va dal 95 al 100%. Abbiamo maree di rinvii a giudizio che finiscono in un 40% dei casi con assoluzioni di processi che non dovrebbero mai partire. Questi processi partono, sì, dopo 5-6 anni tu sei assolto, però nel frattempo ti sei beccato il processo e questa è anche una cosa classista, perché non tutti possono difendersi con le stesse disponibilità di tempo e di denaro, per cui io, al netto dei dettagli e di questa cosa rozza sia della maggioranza che dell'opposizione, io mi permetto di dire che l'anno prossimo voterò contro l'attuale maggioranza, che io vedo in questo tipo di riforma, al di là dei dettagli, alcuni potevano essere fatti senz'altro meglio e se avessero dialogato sarebbero usciti meglio. A me sembra che siamo esattamente nel percorso iniziato con l'Assemblea Costituente e quella che appare come una revisione è in realtà un'applicazione della Costituente. Tutta l'applicazione della Costituzione ci ha portato a aumentare il pluralismo. All'inizio avevamo solo un legislatore, il Parlamento,
Oggi abbiamo l'Unione Europea, abbiamo le regioni. All'inizio avevamo solo 2 esecutivi, il governo e i comuni. Oggi abbiamo anche le regioni, abbiamo anche la collaborazione tra esecutivi. Ed è giusto che ci sia il pluralismo anche dentro l'ordine giudiziario, perché chi accusa è una parte, con caratteristiche molto, ma è una parte come chi difende, e il giudice è terzo. Se il giudice è terzo, le carriere vanno separate, ma non nel senso di impedire di passare da una casella all'altra, su quello si può essere laici. Non può essere insieme a decidere in un organismo una parte e l'arbitro. Gli organismi devono essere 2. Questo è il senso della riforma e secondo me questo testo migliora lo status quo. Grazie. Grazie professor Ceccanti. La parola al magistrato Boraccetti. Sì, il professor Ceccanti ha detto molte cose, ma una delle sue affermazioni riguarda la necessità della separazione delle carriere per i precetti costituzionali, in particolare per il principio del giusto processo stabilito dall'articolo 111, sul quale apro una parentesi perché ho letto in un'intervista che lei ha dato al mattino, che tu hai dato al mattino, che la ANM si sarebbe opposta a questa riforma, e ho sentito poco fa che la critica sarebbe stata sul termine parti, che è riferito correttamente anche al pubblico ministero, sarebbe stato criticato dall'ANM. In realtà non è proprio così, perché l'ANM non ha mai osteggiato l'articolo 111 e per quanto mi riguarda posso inserire un dato personale. In quel periodo io ero, attenzione, segretario nazionale di una corrente che si chiama Magistratura Democratica, che si batté per il riconoscimento in Costituzione del principio del giusto processo in contraddittorio tra le parti. Questo sta scritto nei documenti che riguardano la storia piccola di Magistratura Democratica e dell'Associazione Nazionale Magistrati. Quindi questo non è vero che la magistratura si sia opposta alla riforma dell'articolo 111. Sul significato di quel termine parti poi potremmo discutere a lungo. Io sono del tutto d'accordo che il pubblico ministero sia una parte. Ricordo che la Corte Costituzionale ha più volte detto che questo non significa che le due funzioni accusa e difesa abbiano lo stesso tipo di ordinamento e che debbano avere gli stessi poteri. Il pubblico ministero è munito di poteri autoritativi che la difesa non ha, e nessuno si scandalizza per questo, perché è necessario per le indagini e per l'esercizio dell'azione penale successivamente. Ma torno e chiudo la parentesi: perché è necessario dal punto di vista costituzionale la separazione delle carriere? Attenzione, con la riforma costituzionale, e qui mi fa abbastanza semplice citare 2 sentenze della Corte Costituzionale 2000 e 2002 che esplicitamente hanno detto che non è una materia, come si dice, necessariamente sottoposta a intervento costituzionale, che la riforma delle carriere si può fare bene anche all'interno con la legge ordinaria, all'interno dell'attuale quadro costituzionale. Questo ha detto la Corte 2 volte. E certo la magistratura in generale si è opposta anche a questa soluzione storicamente. Se ha fatto bene o male non lo so. Io non sono mai stato tra coloro che facevano della questione della separazione delle carriere un tabù, cioè una cosa a cui opporsi. Io ho sempre pensato che si potesse fare a determinate condizioni. La condizione fondamentale era tenere il pubblico ministero dentro un unico ordine giudiziario. Dopodiché i percorsi professionali potevano essere separati più nettamente di quanto oggi non sia, perché oggi le funzioni sono di fatto separate. La percentuale di chi passa da una funzione all'altra, come è stato ripetuto, è pari allo 0,4%. Per cui la separazione delle carriere si poteva fare dentro la Costituzione vigente senza alterare
la appartenenza ad un unico ordine giudiziario. Allora qui io spiego perché secondo me il pubblico ministero sta bene dentro un unico ordine giudiziario. Apro un'altra parentesi, ho sentito spesso dire che l'Italia sarebbe l'unico dei paesi di democrazia, di Stato di diritto, in cui c'è l'unicità di carriera, e si è fatto l'elenco degli Stati autoritari in cui questa separazione invece non esiste. Voglio ricordare che Francia e Belgio, che sono due paesi sicuramente con ordinamenti democratici, hanno l'unicità di carriera. La Francia ha un unico consiglio superiore con due sezioni separate, decide le cose più importanti, i pareri da rendere al ministro, a sezioni unite, quindi non è vero che non ci siano paesi democratici con carriere unificate, ci sono quantomeno la Francia e il Belgio, che non sono propriamente sono ordinamenti non democratici, ma anche questa è una parentesi. Allora torno al tema principale. Si dice il giudice terzo ed imparziale, proclamato dall'articolo 111, principio in cui io mi riconosco totalmente, e a suo tempo mi sono battuto perché questo principio venisse accolto almeno nella parte della magistratura in cui mi riconoscevo, questo ci tengo a ripeterlo. Ecco, allora questo principio del giudice terzo e imparziale esigerebbe la separazione delle carriere. Qui so che parlo con un professore di diritto costituzionale, ma faccio lo stesso questo appunto. Mi pare che ci sia una confusione. Terzietà e imparzialità riguardano la giurisdizione, il modo con cui si esercita. Terzo è il giudice estraneo al conflitto che viene portato davanti a lui, che non ha interessi in qualche modo diretti o indiretti nel conflitto. E imparzialità vuol dire che deve trattare le parti nello stesso modo. E non a caso l'articolo 111 sta scritto nella parte della Costituzione, nella sezione seconda del titolo che riguarda la materia di cui trattiamo, nella parte cioè che riguarda la giurisdizione, mentre la proclamazione dell'indipendenza è stabilita, riferita alla magistratura, nella sezione prima che riguarda l'ordinamento, e più volte la Corte anche qui ha detto che quale che sia la posizione ordinamentale del magistrato che esercita le funzioni di giudice, l'obbligo della terzietà e dell'imparzialità grava su di lui. Quindi anche qui non è conseguenza necessaria di quelle espressioni terzo e imparziale la separazione costituzionale fatta a livello di Costituzione con la creazione di due magistrature. Quando si dice giustamente guardiamo e ragioniamo del merito, ragionare del merito non significa soltanto guardare il testo, ma significa considerare anche le ricadute sul sistema complessivo, su quello che sarà poi il modo concreto in cui il pubblico ministero agirà. Anche qui una parentesi, questa non è una riforma della giustizia, questa è una riforma della magistratura. La giustizia non ne avrà nessun beneficio rispetto a quelle esigenze che il nostro moderatore ha posto all'inizio, soprattutto sui tempi. E sono d'accordo con lei, perché il tempo nella giustizia non è una variabile indipendente, è essenziale per la decisione, perché una decisione giusta che arriva fuori termine non è più tale, ma sui tempi della giustizia questa riforma non produce il minimo effetto. E quanto alle regole del gioco evocate, allora, cosa succede del pubblico ministero una volta che è separato? Questa è una domanda che io credo sia legittimo fare. Sta scritto nella riforma che il pubblico ministero resta autonomo e indipendente, perché se è scritto avrà il suo consiglio superiore, rimane autonomo e indipendente. Però vorrei segnalarvi alcune cose. Nella relazione che accompagna il disegno di legge a pagina 2 si scrive che questa riforma deve segnare i nuovi confini all'azione della giustizia penale.
deve segnare dei nuovi confini. Quali confini? Cioè nel senso che la giustizia penale deve avere dei confini. In che senso? I confini sono quelli posti dalla legge, dal diritto penale e dal diritto processuale. Cosa vuol dire quell'espressione? Adesso lo so che anche questo può essere poi minimizzato, ma cosa significa che il Ministro della Giustizia, rivolto all'opposizione, dica: guardate che questa riforma giova anche a voi, perché con questa riforma non succederà più che il Ministro Mastella si deve dimettere per una comunicazione giudiziaria? Cosa significa questo? Cos'è il non detto? Il non detto è che questa riforma potrà in qualche modo far sì che il pubblico ministero sia controllato nelle sue attività, quando si svolgano in ambiti che la politica contingente di maggioranza non gradisce. L'hanno detto loro, non lo sto adesso io costruendo come argomento strumentale, l'hanno detto loro, l'ha detto Del Mastro, uno dei primi a dirlo, sottosegretario alla giustizia. Ma ha detto Del Mastro ormai quasi un anno fa: questa riforma, l'unica cosa che forse va bene è il sorteggio del Consiglio Superiore, sul quale parleremo dopo, immagino. Invece dice questa cosa della riforma del pubblico ministero, ma l'unicità di carriera, ma forse questa riforma del pubblico ministero creerà dei problemi perché poi diventa troppo forte secondo questa impostazione di Del Mastro, quindi bisognerà controllarla in qualche modo. Allora, qual è il problema, l'interrogativo che io pongo e che pongo a voi qui presenti? Una volta separato il pubblico ministero, siamo sicuri che resterà autonomo e indipendente? Corriamo un rischio? Corriamo il rischio dell'eterodirezione, cioè del controllo dall'esterno da parte del potere politico? Guardate, in tutti i paesi in cui c'è la separazione delle carriere c'è un raccordo col potere politico. In tutti i paesi dove c'è la separazione di carriere c'è un raccordo col potere politico. Ma io temo personalmente un'altra cosa, che anche questa è stata manifestata da esponenti di spicco della maggioranza. L'onorevole Tajani, in una convention di Forza Italia di qualche tempo fa, non di molto tempo fa, ha detto: una volta fatta la riforma dovremo toccare anche il problema del rapporto tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, perché non occorre mettere qualcuno a capo del pubblico ministero e controllarlo politicamente, basta incidere sul rapporto pubblico ministero-polizia giudiziaria. Se togliete la funzione attuale di direzione della polizia giudiziaria al pubblico ministero, avrete consegnato il controllo del pubblico ministero al potere esecutivo, perché il potere esecutivo è al vertice di tutte le forze di polizia. E la Corte Costituzionale ha bocciato qualche anno fa una legge che era stata fatta per obbligare la polizia giudiziaria a trasmettere ai propri vertici amministrativi i rapporti che faceva. La Corte Costituzionale, su conflitto di attribuzioni sollevato da una procura della Repubblica, non so più dove, di quale città, ha detto che questo è incostituzionale. Allora io ho questi timori che sono aumentati se considero il contesto complessivo in cui si parla di riforme costituzionali e il contesto complessivo che è segnato non solo in Italia da un'insofferenza verso i poteri di controllo. Cosa vuol dire poteri di controllo? Poteri di controllo per quanto riguarda la magistratura significa quelle funzioni che verificano se nella singola vicenda giudiziaria, che riguarda sempre persone singole in carne ed ossa, le regole generali dettate dal governo siano compatibili o meno con i principi costituzionali. I giudici non fanno politiche generali, affrontano casi di vita concreti. Per quello è importante che chi dei casi di vita concreti si occupa rimanga indipendente. Secondo me
questa separazione fatta così, io vi ripeto, non sono in linea di principio contrario alla separazione delle carriere, ma questa separazione fatta così mette a rischio, fortemente a rischio, l'indipendenza del pubblico ministero. Ma una cosa che dimenticavo e che voglio aggiungere alla fine, c'è un altro rischio che io percepisco, è che dalle caratteristiche che oggi il pubblico ministero ha, che è un organo di garanzia nelle indagini, il pubblico ministero non è soltanto quello che sostiene l'accusa, è quello che garantisce che le indagini mentre si svolgano siano libere, non siano condizionate da interessi esterni. E Dio sa quanto la storia d'Italia ci dica che le indagini, soprattutto in ambiti specifici che riguardano la criminalità organizzata, non siano state condizionate, oppure il terrorismo non siano state condizionate da interventi di tipo esterno. Allora c'è bisogno che il pubblico ministero rimanga con questa attitudine di organo di garanzia e che non diventi solo un avvocato dell'accusa o un avvocato della polizia, che non subisca, insomma, una torsione da organo di garanzia a organo con un obbligo di risultato, quante più condanne possibili. E chiudo perché penso che devo chiudere. I dati sul preteso condizionamento nelle decisioni dei giudici per l'appartenenza ad una carriera unica con i pubblici ministeri, a parte che l'esperienza giudiziaria, credetene, ne ho parecchia, mi smentisce, ma anche qui cito l'avvocato Coppi. L'avvocato Coppi è uno dei più illustri penalisti italiani, difensore di Andreotti, difensore di Berlusconi, ha detto: aspetto ancora che qualcuno dei miei colleghi mi spieghi perché quando sono in aula d'udienza devo temere che il giudice decida in modo conforme al pubblico ministero suo collega. Cioè l'avvocato Coppi da sempre contrario alla separazione delle carriere vi dice questa cosa. E i dati statistici, bisogna leggerli i dati statistici, a giudizio sono il 40% le sentenze di condanna, il 40%. Diverso il discorso sui rinvii a giudizio e diverso il discorso sui provvedimenti nelle indagini preliminari, perché lì siamo in fase di costruzione del processo. Importante è il dato sul processo e quel dato ci dice che non è così. Dopodiché convengo che bisogna probabilmente intervenire in materia processuale, in particolare per ovviare ad alcuni inconvenienti che sono stati segnalati, ma mi fermo qui. Sì, grazie al magistrato Boraccetti. Ha introdotto altre tematiche della mattinata, quindi siamo andati un po' più lunghi, però a questo punto lascerò anche al professor Ceccanti. Metto assieme a questo punto due domande importanti, perché poi ha introdotto anche il tema della legislazione ordinaria. Due domande, quindi l'istituzione di due CSM e il meccanismo del sorteggio. I promotori della riforma sostengono che la divisione delle carriere e la separazione di due CSM dovrebbe, secondo i promotori, aumentare le garanzie di indipendenza e di autonomia dei magistrati, requirenti e giudicanti, e il sorteggio, l'elemento che scinderà questo rapporto tra le correnti, tra un sistema di condizionamento dei percorsi di carriera dei giudici. Ecco, quindi la prima domanda è, quindi mettendo assieme il meccanismo di sorteggio della creazione di due CSM e il meccanismo di nomina dei nuovi componenti di due CSM, quindi la creazione di due consigli, aumenta o diminuisce le garanzie di indipendenza ed autonomia dei magistrati, requirenti e giudicanti, e quali effetti concreti avrà il sorteggio come metodo per selezionare i membri dei nuovi organi di autogoverno. E la riduzione, aggiungo, dell'elemento elettivo dei nuovi CSM, in parte aveva già fatto un cenno, è un vantaggio per la magistratura o una minaccia alla sua libertà interna? Bene, per interloquire però anche un attimo, prima di rispondere volevo rispondere al procuratore Boraccetti. Ora, io non so, magari l'avvocato Coppi è un uomo fortunato,
A lui sono capitati sempre dei casi in cui i GIP erano autonomi rispetto ai PM e così via. Io ho fatto il parlamentare, non ho avuto un'analoga impressione. A noi una delle cose, forse la cosa più brutta che c'è quando fai il parlamentare, è che ti arrivano le richieste di arresto nei confronti dei colleghi e tu con un pulsantino devi votare se uno va in galera oppure no. Non è una cosa tanto piacevole. La maggioranza delle richieste di arresto che ci sono arrivate erano motivate e quindi abbiamo votato a favore. Ce ne sono arrivate alcune, avallate anche da alcuni GIP, diciamo, che non stavano in piedi. Nella legislatura successiva a quello che ho fatto il parlamentare io ce n'è arrivata una, ometto i luoghi e i casi, casomai poi li dico al procuratore Boraccetti, in cui tutto si basava su due testimonianze opposte. E ci veniva richiesto di arrestare questa persona, dice ma sono opposte perché si sono messi d'accordo per dire cose opposte, quindi in realtà sono d'accordo, no ma sono opposte, non si può votare una cosa del genere. Giustamente i colleghi votarono contro questa richiesta di arresti, furono attaccati da alcuni primi ministri da un noto quotidiano. Qualche mese dopo la Cassazione abbatte tutta questa cosa dicendo che aveva ragione il Parlamento, c'era stato un intento persecutorio. Segnalo questo. Poi il ministro Nordio dice delle cose assolutamente insensate, però si voleva riferire a casi di questo tipo. Noi abbiamo avuto la giunta regionale della Calabria guidata da Mario Oliverio, che è stata abbattuta da alcuni elementi avallati anche da GIP, misure cautelari e cose del genere. Mesi dopo la Corte di Cassazione ha detto che il presidente Mario Oliverio era stato colpito da un intento persecutorio e tutta questa cosa era una cosa gravissima. Quindi, diciamo, io ho delle percezioni un po' diverse. Quando c'erano i lavori della Commissione D'Alema, sì, io non dubito che parte della magistratura affrontasse le cose in maniera laica, però il giudice Gerardo Colombo, quando si prospettò il fatto che il CSM unico veniva superato, fece una conferenza stampa dicendo che la bicamerale era da abbattere perché si stavano facendo sordidi accordi. Non è che sono cose private, sono cose pubbliche. Quando votavamo il 111 e i relatori dissero in aula terzo vuol dire che poi dobbiamo separare i CSM quando ci sono le condizioni politiche, questo sta agli atti parlamentari, non è che molti insorsero dicendo no, non è giusto. Poi certo la Corte Costituzionale non promuove riforme costituzionali, la Corte Costituzionale giudica sulla base della Costituzione che c'è. Se tu gli presenti un referendum abrogativo, come fecero giustamente i radicali, cioè, vabbè, il legislatore e anche il corpo elettorale referendario può andare in varie direzioni perché finora non c'è un pronunciamento netto su un modello o su un altro. Però andiamo all'osso. Quando i nostri parlamentari centrodestra e centrosinistra votarono il 111, al di là dei significati che possiamo dare al termine parti, al di là dei significati che possiamo dare al termine terzo, l'accordo politico detto papale, come ha ricordato in questi giorni il senatore Cesare Salvi, che peraltro non è vicinissimo alle mie idee politiche, è più vicino all'Alleanza Verdi-Sinistra e a Elly Schlein che non alle mie idee. Siamo d'accordo io e il senatore Salvi solo sulla giustizia, sul resto lui ha posizioni di sinistra radicale che non sono le mie. Il senatore Cesare Salvi ha detto quando abbiamo scritto terzo abbiamo detto chiaramente in aula che poi bisognava superare il CSM unico e fare la Corte disciplinare. Quindi le riforme di oggi. E questo appunto l'Associazione Nazionale dei Magistrati era contraria, legittimamente, io non dico niente, però queste divisioni ce le trasciniamo dal 99 perché per noi aver approvato il 111 voleva dire certe cose e chi era contrario non le voleva, va tutto bene, però appunto secondo me noi stiamo oggi applicando il 111, questo è il dato. Allora, vengo a queste questioni. Avere due CSM significa avere l'autonomia di gestire le cose. Il giudice terzo se li gestiscono in un organismo dove ci sono 2/3 di giudici e come oggi poi con una componente laica di bilanciamento. I pubblici ministeri che fine fanno? Hanno il loro CSM, gestiscono le loro nomine senza che nessun altro incida fuori da lì, 2/3 di componenti ce li hanno e 1/3 sono i componenti laici.
alta corte che decide sugli illeciti disciplinari, 3/5 sono magistrati, 1/5 sono scelti dal Presidente della Repubblica e 1/5 sono scelti dalle Camere. I numeri, secondo me, parlano chiaro che l'autonomia e l'indipendenza sono assolutamente presidiate. Ora, poi tutti noi nella vita abbiamo delle paure, va bene. Tutti noi abbiamo delle paure per questo governo. Io lo voglio bocciare l'anno prossimo questo governo, sperando che nel frattempo qualcuno metta in piedi qualcosa un po' dignitoso per bocciarlo e poi reggere per 5 anni, ma questa è una preoccupazione di parte. Però noi non possiamo giudicare un testo sulle paure. È strano che lo facciano i magistrati devono giudicare sulle norme. Ma queste mie paure nelle norme ci sono o non ci sono? Dovrebbero farlo più di noi costituzionalisti. Noi costituzionalisti svolazziamo un po' di più. Però queste paure, c'è qualche articolo che dà fondamento alle mie paure o non c'è? Perché se io ho delle paure ma che non c'entrano col testo, non c'entra col referendum. Questo è il punto. Allora, il sorteggio è una cosa rozza. Sì, è una cosa rozza, io sono d'accordo. Infatti io come parlamentare avevo presentato l'elezione della componente togata in collegi uninominali, perché siccome questo tema del peso eccessivo delle correnti che dal luogo di elaborazione culturale diventano delle cordate se il sistema elettorale è impostato sulle correnti, era un tema condiviso da tutti. E quindi c'era il problema di come eleggi sto benedetto CSM 1 o 2. E io presentai i collegi uninominali perché con i collegi uninominali conta più la persona e conta meno la corrente nazionale. L'ho presentato tutte e 2 le volte quando ho fatto il parlamentare, non solo l'ho presentato, ma il ministro Orlando, che divenne ministro della giustizia nella legislatura in cui non ho fatto il parlamentare, dichiarò all'universo mondo che avevo ragione io, che bisognava eleggere i collegi uninominali. Dopodiché mi nomina nella commissione col suo placido. Orlando ha fatto, non sono d'accordo quasi niente sulla politica, ma sulla giustizia è stato un ottimo ministro della giustizia. Mi nomina alla commissione di riforma del CSM. Io mi presento a queste riunioni della riforma e dico io avrei un'idea che è condivisa anche dal ministro Orlando di fare collegi nominali. Mi viene risposto no, noi vogliamo un sistema dove siano decisive le correnti, perché per noi invece le correnti vanno bene. E quindi io sono stato sconfitto con perdite perché volevo secondo me il sistema che era migliore il collegio nominale, ma non mi ha seguito nessuno, nonostante che io avessi il placet addirittura del ministro. E infatti poi è stato ricambiato il sistema elettorale, è stato fatto l'ennesimo sistema dove sono decisive le correnti, gestito anche in una maniera, in alcuni casi, piuttosto brutale. Io ricordo che nel 2018, quando c'erano 4 PM al CSM, le correnti si misero d'accordo per presentare 4 candidati per 4 posti e predeterminarono gli eletti. Allora, sì, il sorteggio è un sistema rozzo, io non l'avrei mica messo il sorteggio, avrei messo i collegi nominali. Un'opposizione decente cosa avrebbe fatto? Avrebbe detto in Parlamento vi votiamo la riforma se togliete il sorteggio e ci mettete i collegi nominali. Ma questo non l'hanno mica fatto quelli dell'opposizione. Questo è il punto del fallimento. Ci hanno scaricato su di noi questo referendum di una riforma che si poteva tranquillamente fare a 2/3 insieme, se avessimo avuto una maggioranza che avesse ragionato in maniera più sensata e anche un'opposizione che avesse ragionato. E ora ci è arrivato e ce lo dobbiamo decidere noi. E allora, siccome i professori hanno spesso l'idea che bisogna valutare un testo sulla base delle idee proprie, mi arriva un compito, ovviamente lo valuto sulla base delle idee, ma qui non dobbiamo fare così. Qui noi dobbiamo valutare se il testo che viene sottoposto al referendum è migliorativo non delle idee proprie, ma dello status quo. E allora se voi mi ponete secca la domanda, ma secondo te questa cosa del sorteggio che tu non avresti messo, che è rozza e così via, migliora o peggiora non le tue idee ma i sistemi che ci sono? Io dico che migliora, perché noi abbiamo provato a cambiare i sistemi elettorali tante volte, ma la presa delle correnti trasformate in cordate è stata tale che ci ha fatto cambiare 7-8 volte il sistema purché non si cambiasse niente, cioè il fatto che il ruolo delle correnti era decisivo. E questo è il punto politico. Si vota tra lo status quo e la riforma. Allora, il dottor Boraccetti ha tante paure per la riforma, ma io ho tante paure per lo status quo. Perché se l'elettorato conferma lo status quo, non è che si fanno altre riforme, non se ne fa nessuna. E a me questa sembra una paura. Sì, è una paura perché il sistema così com'è è incancrenito e non funziona. Anche sul disciplinare, non è che per un caso Paladin dal 91 dice di fare una corte disciplinare a parte, perché quando tu hai in uno stesso organo fai le nomine, i trasferimenti e le sanzioni disciplinari, avvengono degli scambi e le sanzioni disciplinari non funzionano tanto.
i casi in cui noi abbiamo votato contro gli arresti, e il Parlamento vota contro gli arresti dicendo che c'è una volontà persecutoria, noi poi abbiamo provato a vedere se c'erano dei seguiti, non sono mica stati sanzionati. Cioè, il Parlamento ha votato solennemente che c'era una volontà persecutoria, non ci sono state sanzioni. Noi abbiamo avuto, questo è quello che succede a casi noti che sono sui riflettori, figurarsi è quello che succede ai semplici cittadini. Noi abbiamo avuto un senatore della Repubblica, Stefano Esposito, del Partito Democratico, che ha avuto la vita rovinata, perché ha avuto 7-8 anni di processi che sono rivelati tutti il nulla, intanto però i processi se li è beccati e la vita ce l'ha avuta rovinata, è stato intercettato abusivamente contro l'articolo 68 della Costituzione per 2 anni. È dovuta intervenire la Corte Costituzionale. E quelli che hanno stabilito le intercettazioni palesemente illegittime, che sono stati sconfessati dalla Corte Costituzionale, hanno avuto sanzioni credibili? No. Cioè tu violi per 2 anni la Costituzione e vieni trasferito di sede. Questa è la sanzione. Allora, si possono avere tante paure per cosa accadrà dopo se vince il sì, ma io penso che ce ne siano piuttosto parecchie di paure se restano questi sistemi disciplinari CSM unico, perché questi sistemi non funzionano e non si potevano cambiare per legge ordinaria, perché per legge ordinaria si possono fare tantissime cose, ma non si poteva superare il CSM unico, perché la separazione delle carriere è la separazione dell'organo che gestisce le carriere. A me personalmente, che alcune persone possono passare da una casella all'altra, non interessa. Il procuratore Boraccetti dimostra oggi che è una persona equilibratissima, perché ha un suo punto di vista, lo spiega con straordinaria moderazione e pacatezza. Così come ci sono tanti avvocati molto bravi che spiegano le cose in modo pacato e ragionevole. Ma io, a fine carriera, una parte di questi pubblici ministeri, ma anche di avvocati, non potrei fargli fare i giudici. E perché no? Ma dobbiamo guardare le cose in maniera laica. Ci sono persone equilibrate che stanno nei processi, possono anche cambiare casella. Ma la cosa che io non posso fare è mettere uno stesso organo, uno che incide sulle carriere degli altri, perché non sta più in piedi il processo accusatorio, per l'esperienza che noi ne abbiamo in Italia. Perché, ripeto, come ha detto ieri Civiltà Cattolica, Coppia avrà le sue percezioni, ma che si risponda sì, tra il 95 e il 100% dei casi i giudici rispondano sì nelle fasi di indagini preliminari a quello che chiedono i PM, non è normale. E il fatto che poi ci siano un 40% di assolti non è normale. Quelli sono contenti di essere assolti, ma si sono beccati un processo, che è una pena anche quella. 40% è troppo, vuol dire sì, ma non dovevano partire una parte di quei processi. Se 40 si termina con l'assoluzione, vuol dire che quando tu stabilisci che uno è rinviato a giudizio, dici vabbè io temo per i riflessi sulla mia carriera, lo rinvio a giudizio, tanto poi lo assolvono dopo. No, ma il processo non dovrebbe partire, e il fatto che il CSM sia unico incide sul fatto che uno è rinviato a giudizio. Potremmo fare vari casi, ma i casi individuali sono sempre percezioni individuali e così via. Questo è il punto. Quindi non si poteva fare con legge ordinaria la Corte disciplinare, tant'è che il Partito Democratico ha presentato all'inizio legislatura delle proposte sbagliate di riforma costituzionale, non si poteva fare il superamento del CSM unico. Questo, il punto chiave è questo qua. Noi ci stiamo muovendo in maniera un po' confusa, con alcuni errori come questo del sorteggio, che però sono migliorativi dell'esistente, sul percorso che va dalla 7ª disposizione transitoria al 111. Grazie professore Ceccanti. La parola al dottor Boraccetti, sempre su 2 quesiti, quindi la creazione di 2 consigli superiori della magistratura e il meccanismo del sorteggio. Il microfono è là. Lei ce l'ha di proprietà il microfono. E noi dobbiamo ragionare di questa riforma così come, non di quello che avrebbe potuto essere. Per esempio vi dico subito, l'idea di creare una sezione disciplinare autonoma rispetto alle funzioni amministrative del Consiglio Superiore della Magistratura è una idea praticabile, personalmente la condividerei, ma non è di questo di cui parliamo oggi, no? Perché certo la confusione tra funzione amministrativa e funzione disciplinare è una questione, io stesso, me ne sono reso conto nei 4 anni in cui sono stato al Consiglio, è una questione che
Però anche qui delle modifiche sono state fatte con la legge ordinaria, perché mi pare su iniziativa della ministra Cartabia è stato stabilito che chi fa parte della commissione che conferisce gli incarichi direttivi non può fare parte della sezione disciplinare. Però noi dobbiamo parlare di questo che c'è oggi. Poi si possono citare tanti casi di mala giustizia, perché tu ne hai citati più di uno, e su quello io non posso che convenire sulla critica severa. Però attenzione, quanto all'esempio sulle richieste di arresto che hai potuto esaminare, alcune delle quali assolutamente infondate, e sulla mancanza di interventi di tipo disciplinare sui magistrati che avevano fatto quelle richieste. Beh, bisognerebbe però prima sapere come è finito quel processo, perché la richiesta di arresto arriva in una fase in cui il processo ancora non c'è. Bisognerebbe vedere come è finito quel processo, perché questo sarebbe importante per capire se quella richiesta fosse del tutto sballata o meno. Secondo, non c'è nessun automatismo, attenzione, tra un comportamento censurabile che realizzi la violazione di un precetto disciplinare, perché gli errori dei magistrati non sono sempre necessariamente collegati alla violazione di un obbligo, di un precetto disciplinare. Gli errori possono dipendere da tante cose. La stessa vicenda Tortora si spiega non tanto con l'unicità delle carriere, che non c'entra proprio niente, si spiega con una gestione sbagliata e scorretta del pentiti in una fase in cui il processo penale non era di tipo accusatorio e in cui le prove venivano costruite direttamente dallo stesso pubblico ministero nel suo ufficio, oltre che dal giudice istruttore. Attenzione, quando parliamo di casi di mala giustizia dobbiamo situarli nel contesto e nel tempo. Dobbiamo capire perché è successo, se dipende, nel caso Tortora è evidente, da una cattiva gestione dei pentiti e da regole del processo penale che non erano adeguate. Quanto poi agli errori in generale, dipende ancora, lo ripeto, questo errore è conseguenza di una violazione di un precetto disciplinare, perché il processo penale è fatto di tanti atti che provengono da una pluralità di soggetti, dalla polizia giudiziaria, dai testimoni che senti, dai consulenti, e gli errori possono formarsi nel corso di questi apporti anche indipendentemente da violazioni di obbligo di diligenza del giudice. Certo che ce ne sono casi di mala giustizia che sono riferiti a comportamenti negligenti dei magistrati, e chi lo nega? E però anche qui, una volta verificata la violazione di un precetto disciplinare, e occorre vedere cosa stabilisce la legge, se la legge consente di arrivare fino al massimo della sanzione, perché il codice disciplinare è un codice come tutti gli altri, legato al principio un po' temperato di tassatività, dal principio di legalità. Vuol dire che se non c'è un precetto descritto dalla legge e se non c'è la sanzione prevista dalla legge non ci puoi fare niente. Allora, detto questo, per dire che affrontare questa questione dell'errore è una questione che richiede attenzione, senza che questa sminuisca la gravità di alcune condotte tra quelle che sono state segnalate. Io voglio essere chiaro, non è che mi metto a difendere chi ha fatto, chi ha tenuto comportamenti scorretti in violazione dei propri doveri. Dico, voglio ragionare sul sistema però, e ragionare sul sistema non è utile, nel ragionare sul sistema, polarizzarsi su alcuni episodi, sia pure di gravità. Allora, 2 consigli superiori. Beh, io vi dico che credo che questa riforma, l'essenza, il cuore di questa riforma non è la separazione delle carriere, è l'eliminazione del Consiglio Superiore come disegnato dal Costituente del 48. E perché ha fatto il Consiglio Superiore il Costituente del 48? Per garantire l'indipendenza dei magistrati sia nelle funzioni giudicanti sia nelle funzioni requirenti. Il Consiglio Superiore è stato pensato per questo. Il Consiglio Superiore prende il posto del ministro che fino allora, in epoca fascista, governava complessivamente la magistratura.
e non aveva bisogno di tanti aspetti formali, separazioni o carriere uniche o separate, perché il problema è sempre la qualità del rapporto che c'è tra il potere politico e la magistratura. Se siamo in un ordinamento autoritario e repressivo come quello fascista, ma anche in altri ordinamenti autoritari, mi viene in mente la Ungheria di Orban o la stessa Polonia, quando il tipo di potere politico è ispirato all'autoritarismo, quale che sia lo schema formale dell'ordine giudiziario, è chiaro che l'ordine giudiziario è subalterno al potere politico. Questo è un punto da non dimenticare mai. Non basta scrivere, come appunto gli esempi ancora dell'Ungheria e di altri paesi, la magistratura indipendente, perché anche quei paesi lo scrivono, perfino la Russia, perfino l'Iran scrive che la magistratura è indipendente. Il punto è il rapporto tra il potere politico e la magistratura. Ma allora, il Consiglio Superiore, riprende il filo, è l'obiettivo vero di questa riforma. Che caratteristiche aveva quel Consiglio Superiore? Ce l'ha ancora, fino a che la riforma non passerà, io spero che non passi. Era un organo democratico e pluralista. Democratico perché eletto e pluralista. Hai citato il pluralismo nella funzione giudiziaria. È certo, il Consiglio Superiore è concepito con una visione pluralista, perché della giustizia, dell'esercizio della giurisdizione si possono avere visioni diverse, perché diverse sono le concezioni generali che ciascuno di noi ha. Questa è la libertà, questo è il pluralismo. È importante che ci sia un confronto, che ci sia una sintesi coerente con i principi costituzionali. Queste visioni possono essere diverse, ma all'interno dei principi costituzionali. E il Consiglio Superiore, proprio perché governa i magistrati, non è autogoverno, perché assieme ai rappresentanti dei magistrati ci sono i rappresentanti del Parlamento. Quindi in qualche misura un riferimento alla sovranità popolare di cui parla l'articolo 1 della Costituzione, che si esercita nelle forme e nei limiti voluti dalla Costituzione. Democratico pluralista vuol dire che lo eleggi e che esprimi più punti di vista, come è stato ricordato più volte. E cito qui perché oggi Giovanni Bachelet è il presidente del Comitato Nazionale per il No, ma suo padre Vittorio Bachelet, ucciso nel 1980 dalle Brigate Rosse, nel suo discorso di insegnamento di quel Consiglio Superiore di cui faceva parte, celebrò il fatto che lì fossero finalmente rappresentati più punti di vista diversi sull'attività giudiziaria. E per scendere dalla teoria alla pratica e alle cose concrete, sapete cosa vuol dire questo in relazione alle funzioni specifiche del Consiglio Superiore? Il Consiglio Superiore ha delle funzioni importanti che sono quelle già state ricordate, ma tra queste funzioni ci sono quelle di organizzazione dell'attività giudiziaria concreta negli uffici giudiziari per quanto riguarda la magistratura, restando al Ministro il governo degli strumenti, delle risorse del personale amministrativo, ma tocca ai magistrati organizzare la propria attività negli uffici giudiziari. Cito un punto cruciale: come si assegnano le cause e i processi negli uffici giudiziari, come si formano i collegi quando si devono decidere le cause, cioè come si assegnano i giudici, come si formano i collegi. Questa è materia che quando io sono entrato in magistratura tantissimi anni fa era riservata ai capi che agivano nel loro potere discrezionale. È stata una delle prime conquiste del dibattito associativo interno, dei gruppi, delle correnti, che ha portato a esigere e a definire un modello organizzativo in cui si rispetti il principio costituzionale del giudice precostituito per legge, che vuol dire che non si può creare un giudice apposito per la tua causa, ma deve essere un giudice definito prima, e definito prima vuol dire che i criteri organizzativi devono imporsi alla discrezionalità dei capi degli uffici. Questo significa in concreto organizzare l'attività giudiziaria assieme a tante altre cose. E qui entrano in gioco le correnti.
Le correnti sono associazioni di magistrati libere, regolate dal diritto privato, che hanno nel corso degli anni contribuito a creare nei magistrati la coscienza della funzione che svolgono, la coscienza del fatto che quello che loro fanno non è un mestiere di burocrati e neppure di funzionari, sì pure di grado elevato, ma è una funzione che tocca la vita delle persone. Io personalmente devo al dibattito tra le correnti, di quella in cui ho fatto parte, l'acquisita consapevolezza di queste funzioni, di cosa vuol dire fare il giudice, fare il magistrato. E questo è servito, ricordatevi, perché ci saranno pure i casi di mala giustizia, ma ci sono alcuni meriti della magistratura italiana. Ricordate gli anni del terrorismo, la magistratura ha resistito, ha contrastato il terrorismo e non solo sul piano dei processi doverosamente fatti, ma anche grazie a un dibattito interno che vi assicuro non è stato facile, in cui si è tenuta salda la barra contro le organizzazioni terroristiche e dall'altra parte il rispetto dei principi e dei diritti della persona nei processi. Questa è stata la magistratura associata, queste sono state le correnti e prima ancora. Nei primi anni 70, chi ha cominciato a spostare in avanti la frontiera della tutela del lavoro? Chi ha riconosciuto la necessità di intervenire nel campo degli infortuni sul lavoro e della tutela della salute nei luoghi di lavoro? Sono stati quei magistrati che hanno cominciato a lavorare in settori che la magistratura fino allora non coltivava, per arrivare agli anni della mafia. Ma insomma, come possiamo dimenticare che accanto ad episodi di mala giustizia c'è un impegno corale della magistratura anche in questo settore, è dovuto alla coscienza della propria funzione che è stata alimentata e accresciuta dal dibattito delle correnti. Dopodiché è vero che le correnti negli ultimi anni hanno dato una prova, l'associazionismo giudiziario, chiamiamolo così, hanno dato una prova non felice, è vero, il caso Palamara ci pesa addosso, non possiamo minimizzarlo, sottolinearlo, però io vi invito a considerare che quella fase è stata superata, che questo Consiglio Superiore, per testimonianza del suo vicepresidente, che è l'avvocato Fabio Pinelli, eletto dal Parlamento in quota centrodestra, Lega in particolare, ha ripetutamente nel corso degli ultimi mesi fatto interventi per difendere il Consiglio Superiore e confutare in particolare la tesi sul lassismo della giustizia disciplinare, che non è più tale, perché io non vi annoio adesso con le citazioni statistiche, perché insomma non serve. Vi prego di credermi, leggete le dichiarazioni di Pinelli, che è intervenuto in polemica col ministro Nordio sul disciplinare e che ha difeso anche la materia delle nomine dei capi degli uffici, perché quella fase acuta dello scandalo Palamara è stata superata e non si può continuare a portare quell'episodio gravissimo della vicenda Palamara con tutto quello che ha manifestato all'esterno, non si può continuare ad agitare questo episodio negativo per negare l'utilità per noi cittadini di avere un Consiglio Superiore della Magistratura democratico e pluralista, che è la condizione per una difesa forte dell'autonomia e dell'indipendenza dei singoli magistrati. È un Consiglio sorteggiato, oltre che diviso, perderà autorevolezza, diventerà da organo di rilevanza costituzionale un ufficio del personale. È proprio questo svilimento del Consiglio la ragione per me fondamentale per dire no alla riforma. Questo svilimento dell'organo che assicura l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. È questa la ragione fondamentale del no. Ma non si butta via un istituto di democrazia perché in una fase alcuni dei suoi componenti si sono comportati disonorandolo e violando i loro doveri. Ecco, questo
proprio è la cosa che mi sta più a cuore e che credo sia il motivo su cui invitarvi davvero a riflettere. Grazie, grazie dottor Boraccetti anche per la chiarezza delle considerazioni. Posso aggiungere una sola cosa? Sì, poi ci sono altre così domande. il professor Ceccanti ha scritto in un suo contributo che dire che al Consiglio Superiore ci devono andare i migliori significa dire che tutti gli altri magistrati sono i peggiori. E questo mi serve per intervenire velocemente su un'altra questione. Non è vero che al Consiglio Superiore può andare chiunque, perché siccome la tesi è se uno ha superato il concorso per fare il magistrato può andare anche al Consiglio Superiore. No, per andare al Consiglio Superiore sono richieste altre qualità rispetto a quelle che sono proprie dell'attività giurisdizionale. Io conosco tantissimi colleghi che sono bravissimi nell'esercizio delle funzioni giurisdiziali ma assolutamente negati alle funzioni organizzative. Ecco, le funzioni organizzative intese in lato senso, capito? Significa qualcosa di più che saper fare bene la propria giurisdizione. Il problema non è dei migliori o dei peggiori, il problema è che tu lì ci devi mandare persone che abbiano attitudini a svolgere quelle funzioni che sono funzioni di valutazione dei magistrati e di organizzazione dell'attività giudiziaria. Queste funzioni richiedono anche che ci sia un minimo di consenso da parte dei magistrati nell'ordine di cui fai parte, per cui anche l'argomento che è usato moltissimo dal gruppo dei magistrati che sono favorevoli al sorteggio, perché ci sono anche quelli, ma è un argomento fasullo, perché in realtà quella funzione è una funzione specifica che richiede delle attitudini, come del resto essere un bravo giudice non significa essere un bravo presidente del tribunale, perché per fare il presidente del tribunale sono richieste qualità ulteriori e diverse da quelle che definiscono il bravo giudice. Sì, grazie, chiarissimo. Quando noi evocavamo in apertura i casi di mala giustizia, quelli eclatanti, in un contesto normativo anche diverso, come evidentemente avete sottolineato entrambi, non l'abbiamo fatto perché pensiamo che ci sia una magistratura, una giustizia che non funziona, anzi crediamo che sia davvero un elemento centrale della democrazia del nostro Paese, il sistema della giustizia, e ci sono però i casi di mala giustizia ancora che poi sono stati rappresentati. Ci sono ancora due questioni, come il caso Palamara, che è un caso di deviazione alla fine che è stato comunque gestito ed è stato espulso, radiato dall'ordine, dal Consiglio, dal sistema giudiziario. Ci sono ancora due domande, poi un po' di tempo per le due domande dei nostri relatori. Sono state già evocate in parte legislazione ordinaria, l'incidenza che potrà avere, perché la Costituzione è un elemento fondamentale, si può modificare in casi determinati, definiti dalla stessa Costituzione, come diceva prima il professor Ceccanti. Questo è il momento in cui se si vota la riforma cambia, se no rimane lo status quo, ma c'è una legislazione ordinaria che consente di regolare tutta un'altra parte, che è il funzionamento che è stato ripreso da entrambi i nostri relatori del sistema della giustizia. Quindi la domanda le faccio insieme a questo punto, così vi chiedo poi di completare gli interventi, poi lasciamo la parola ai nostri delegati e delegate. Il fatto che ci sia questa flessibilità che poi potrà essere introdotta con l'introduzione di normativa ordinaria pone interrogativi sulla concreta applicazione delle norme in prospettiva, soprattutto se ci sarà la creazione di due consigli superiori della magistratura. Questo rappresenta una garanzia di flessibilità oppure un elemento di incertezza? L'altra questione che veniva richiamata prima dal dottor Boraccetti riguarda il terzo elemento che istituisce questa riforma, 2 CSM, l'Alta Corte Disciplinare, che di fatto è la vera novità, oltre al sistema del sorteggio, perché si triplica il funzionamento di governo. Oggi, lo ricordavamo, il Consiglio Superiore della Magistratura assomma in 6 poteri,
assunzioni e le assegnazioni sono state riprese anche prima dal dottor Boracetti. La creazione di una corte disciplinare di rango costituzionale può rendere più efficace il controllo sulle responsabilità dei magistrati? Prego Stefano. Sì, ma dunque per rispondere ma anche proseguire nel dialogo, cioè io penso questo, un conto è la responsabilità che ciascuno di noi è chiamato a esercitare e ognuno di noi cerca di fare il meglio. Si parte dal presupposto che ognuno di noi cerca di fare il meglio, come starà facendo Pinelli. Fra l'altro io conosco alcuni che sono colleghi costituzionalisti che stanno al CSM anche sezione disciplinare. Chi ci si trova cerca di fare il meglio. Io non ho dei dubbi che ci facciano il meglio, ma questo non significa che il sistema non vada riformato. Perché chi c'è cerca di fare il meglio, ma magari essendo lì si rende conto che anche se lui fa il meglio il sistema non funziona bene. Io ho fatto il parlamentare, ho cercato di farlo al meglio possibile, ma alcune cose del Parlamento andrebbero riformate. Appunto c'è la coscienza personale che ti fa esercitare al meglio le funzioni, ma ti rendi conto che alcune cose di sistema non funzionano. Continuiamo a tenerci due Camere che sono uguali l'una all'altra, abbiamo trovato il sistema di eludere questa roba non sta in piedi, anche se noi avessimo i migliori deputati e senatori del mondo, un sistema in cui due Camere fanno le stesse cose non ha senso. E quindi, giusto che ognuno faccia il meglio dov'è, ma questo non vuol dire che non c'è bisogno di riforme. A me è capitato anche questa esperienza di fare il giudice alla Camera, perché voi sapete che la Camera dei Deputati e il Senato hanno degli organi di giustizia interna che decidono sui casi relativi alle funzioni dei parlamentari e anche ai dipendenti delle Camere. Infatti mi è capitato di farlo per vari mesi perché non riuscivano a eleggere i successori, quindi sono rimasto in carica per parte della legislatura successiva e noi abbiamo provato a fare del nostro meglio, però sono strumenti di garanzia dell'indipendenza, no? Però se i deputati decidono tra loro come giudicare i deputati, qualche problema di rischio di essere un po' troppo buoni esiste. Garantisce indipendenza ma crea un po' di autoreferenzialità. Infatti per esempio al Senato hanno fatto una riforma in cui questi organi di autodichia sono in parte di parlamentari, in parte di persone fuori. Per cui diciamo, io non dubito che chi c'è cerchi di fare il meglio. Sarà anche passato il periodo peggiore di Palamare, così, va bene. Ma il sistema che ti mette l'arbitro con una parte in uno stesso CSM non va bene. È sbagliato in sé. È sbagliato in sé. Ed è contraddittorio con il principio accusatorio. E da questo punto di vista i costituenti potevano solo sancire l'autonomia del CSM rispetto al potere politico. Hanno fatto bene, ma non potevano fare due CSM perché allora si trascinavano il processo inquisitorio. Quindi hanno fatto quello che dovevano fare. Il lavoro lo dobbiamo finire noi. Mi sembra che l'esperienza più simile, quella del Portogallo, la cui Costituzione compie 50 anni il prossimo 25 aprile, che ha due CSM, dove capisco che non si possa fare in Italia, siccome ci sono due CSM, le correnti sono separate, in correnti dei giudici, in correnti degli accusatori, a me sembra che funzioni benissimo. Poi in Italia abbiamo una tradizione in cui le abbiamo unite, teniamoci le correnti unite, le correnti si facciano il sindacato, si eleggono come vuole i membri del sindacato, benissimo, ma il CSM è un'istituzione. Non possiamo creare dei sistemi elettorali correntocratici in cui le correnti nate con le migliori motivazioni ideali che il professor Vittorio Bachelet quando si è insediato allora nell'80 vedeva sotto i suoi aspetti, però non possiamo non vedere cosa sono cambiate, anche perché dandogli una priorità di rappresentanza si sono trasformate in cordate. E qui mi permetterei di dire anche un'altra cosa. Sono citate le Costituzioni, c'è il rischio che dei governi, il rischio deve stare sempre nei testi, cioè allora premesso, le Costituzioni dei paesi non democratici non c'entrano niente, perché le Costituzioni dei paesi non democratici sono dei documenti politici che non danno nessun vincolo al potere. Noi a lezione studiamo la Costituzione di Stalin del 1936, la Costituzione autoritaria portoghese, le leggi costituzionali di Franco, ma io dico sempre agli studenti, le dobbiamo studiare perché sono interessanti dal punto di vista culturale, ma non le prendiamo alla lettera, che è chiaro che quando la Costituzione di Stalin scrive avete il diritto alla secessione, se qualcuno avesse provato a fare una secessione sarebbe finito in Siberia, no? Allora, quindi non c'entrano. Noi quando scriviamo delle Costituzioni nei paesi liberal democratici ci sono degli organi che presidiano la Costituzione
Infatti il problema dell'Ungheria e della Polonia non è tanto il problema che c'erano governi con pulsioni autoritarie che sono imposti per ragioni politiche, ma che questi governi hanno cambiato la composizione della Corte Costituzionale. Cioè quello che ha consentito la deriva autoritaria, soprattutto in Ungheria dove ci sono state fatte varie revisioni costituzionali, è stato che Orban si è preso la Corte Costituzionale. Perché se invece la Corte Costituzionale è e resta indipendente, ci possono essere forzature, ma vanno a sbattere contro la Corte Costituzionale. Questo è il punto chiave. E questo c'entra con la questione della normativa attuativa. Perché varie cose si mettono in normativa attuazione? Perché la Costituzione non è un regolamento di condominio, non posso fare una Costituzione di 350 articoli. Fra l'altro il CSM odierno per il 90% è regolato dalla legge ordinaria, non è regolato dalla Costituzione, e giustamente è così. Allora, quindi, molte cose vengono rinviate alla normativa ordinaria. Ma questa normativa ordinaria, uno ci può scrivere cosa gli pare? Questa è la domanda, perché questo è uno degli elementi di paura, cioè se ci sono questi, alcuni dicono cose squinternate, alcuni dei ministri magari ce le riprodurranno dentro. Allora, una prima risposta ci è stata data ieri autorevolmente dalla rivista Civiltà Cattolica, che ricorda una cosa fondamentale, che nei 12 mesi in cui vengono emanate le normative transitorie esiste il Quirinale, cioè esiste una istituzione che fa moral suasion sui testi e che quindi, potendo rinviare alla fine del percorso la legge, diciamo, per come si è evoluto questo potere, lo vediamo in tanti casi in queste settimane, il Presidente della Repubblica tramite i suoi consiglieri giuridici, che peraltro sono bravissimi, uno staff di primo ordine, intervengono prima e cercano di spiegare che alcune cose non si potrebbero fare. Per esempio c'è un sorteggio di 3 membri del Parlamento, di tre persone che derivano da un elenco del Parlamento nella Corte disciplinare. È chiaro che se uno facesse una legge in cui dicesse facciamo una lista di 4 per estrarne 3, questa sarebbe palesemente incostituzionale perché è irragionevole. Questo testo non ci arriva neanche, perché come sempre arriva il Quirinale che chiama e dice guardate non potete fare questa cosa perché se la fate poi ve la rinviamo. E la stessa cosa esiste poi al termine del percorso una Corte Costituzionale che ha stabilito dei suoi canoni di ragionevolezza, per cui di fronte a tentativi di attuazione un po' squinternata è chiaro che si opporrebbe. Per esempio noi abbiamo la Corte disciplinare che è composta da 15, che lavora per sezioni. Queste sezioni sono, la composizione vede 3/5 di magistrati. Se uno facesse degli spicchi della torta molto diversi uno dall'altro e trasformasse il quinto di persone scelte dal Parlamento in maggioranza in una sezione, prima ci penserebbe il Quirinale a dire guardate che la torta è fatta a spicchi, questi spicchi devono essere riportati perfettamente alla dimensione complessiva della torta, lo farebbe il Presidente della Repubblica e farebbe la Corte Costituzionale. Quindi diciamo, non mi sembra che si possano scaricare questi elementi di paura su una normativa di attuazione che è vincolata dalla moral suasion del Quirinale. Ripeto, ieri Civiltà Cattolica è la prima rivista che ha scritto benissimo questa cosa sul ruolo del Quirinale nel periodo di transizione, dato il ruolo che esercita sulla legislazione ordinaria in modo, per quello che può fare ovviamente un capo dello Stato, sulle profili di legittimità, non su problemi di se sia d'accordo o meno, che non è quello il suo ruolo. E poi c'è la Corte Costituzionale. La nostra Corte è una delle migliori del mondo, è assolutamente autonoma, è in grado di intervenire, varie volte interviene censurando le maggioranze pro tempore, per cui se il problema delle paure è scaricarle sulla normativa di attuazione, francamente non mi sembra che sia così. Dovevo però, un'ultima risposta anche come contributo all'interpretazione di me stesso, se noi stabiliamo che c'è un metodo elettivo, noi non stiamo dicendo che scegliamo i migliori, ok? Noi stiamo dicendo che scegliamo qualcuno che ha idee simili a noi. Cioè io quando vado a votare, no, questa è la premessa, io quando vado a votare per le elezioni politiche non è che faccio una specie di concorso di bellezza, mi può benissimo capitare che qualcuno dello schieramento opposto magari sia più preparato tecnicamente, sì, ma io voto quello dello schieramento delle persone che hanno più vicino a me. Quindi il problema della scelta dei migliori non c'è né col metodo elettivo né col sorteggio. Col metodo elettivo io scelgo qualcuno più vicino, quindi non è che scelgo i migliori. Io resto un po' stupito di questa teoria, per cui noi abbiamo dei magistrati che sono poche migliaia di persone, selezionate con un concorso rigidissimo, le quali possono prendere decisioni di incarcerarci, possono prendere decisioni di condannarci all'ergastolo.
e se estratti a sorte non sono in grado di valutare sulle nomine, trasferimenti e valutazioni. Ma mi sembra che questo argomento provi troppo, mi spavento un po' se si ritiene che qualcuno sia in grado di condannarmi all'ergastolo, di incarcerarmi e invece non sia in grado di valutare un trasferimento. Sì, non sono esattamente, sì, però dove sta più sta anche il meno. Dopodiché, ripeto, io non avrei messo il sorteggio e auspico che nella normativa di attuazione ci sia qualche filtro perché non tutto l'insieme sia sorteggiabile. Però, francamente, se uno mi dovesse dire che questa cosa è una cosa assurda, non mi sembra che si possa dire questo. E soprattutto le selezioni degli ultimi anni, attraverso i vari sistemi che si sono volutamente costruiti per avere una centralità delle correnti in grado ciascuno di predeterminare gli eletti, perché non solo fra l'altro si è rifiutato il collegio uninominale, quello che avevo proposto io, ma nella commissione successiva si è anche escluso il metodo, che è un po' meno hard del mio, il voto singolo trasferibile. Chi è appassionato di sistemi elettorali se lo studi, che proposto dal professor Luciani, attuale giudice della Corte Costituzionale, che riusciva a temperare anche quello il potere delle correnti, ma è stato respinto con perdite anche il professor Luciani e non solo io. Quindi io dico, rispetto a questa presa eccessiva che c'è ora, preferisco un metodo rozzo come quello del sorteggio che faccia esplodere le contraddizioni attuali, piuttosto che tenermi i difetti del sistema che c'è. Grazie professor Ceccanti. La parola al dottor Boraccetti. Nel frattempo chiedo al dottor Ceccanti, siccome abbiamo anche la stampa che chiede una battuta, poi le riferiamo quello che dice il dottor Boraccetti, se così ottimizziamo i tempi, se no ce la facciamo. Prego, dottor Boraccetti. Dunque non mi ripeto sul significato importante, sul valore che io do alla rappresentatività nel Consiglio Superiore delle diverse visioni dell'attività giudiziaria e che mi fanno giudicare assolutamente improponibile qualcosa di diverso dall'elezione da parte dei magistrati, che sarebbero poi, tra l'altro, in nessuna parte al mondo si elegge il Consiglio Superiore o i consigli di giustizia delle magistrature col sorteggio. Non c'è nessun ordine professionale che elegga il proprio consiglio direttivo col sorteggio. Non c'è il Consiglio Nazionale Forense, vorrei dire, l'ho detto agli avvocati più volte, non è sorteggiato, è eletto dagli avvocati. Non c'è nessun ordine professionale che sorteggi i componenti dei propri consigli direttivi. Perché i magistrati? Qualcuno ha detto, ma sapete chi l'ha detto? Le camere penali qualche anno fa, da sempre favorevole alla separazione delle carriere, criticavano il metodo del sorteggio definendolo umiliante per i magistrati, ed è umiliante per i magistrati. Ma su questo ho già detto abbastanza, vengo all'Alta Corte. Ci sono alcuni profili che vorrei evidenziare nel merito, perché sono contraddizioni della specifica norma che riguarda l'Alta Corte. E poi ci sono i problemi già posti del fatto che tutto viene demandato alle leggi attuative, perché nella riforma è scritto soltanto che i membri sono 15, 3 sono eletti dal Presidente della Repubblica, 3 dagli avvocati, 3 dal Parlamento, scusate, 3 avvocati e professori universitari e gli altri dai magistrati. La cosa curiosa è che separate le carriere, come fa la riforma, con consigli superiori separati, l'Alta Corte disciplinare invece vede assieme giudici e pubblici ministeri, perché i magistrati sorteggiati per far parte della Corte disciplinare sono tutti magistrati di legittimità, e qui torniamo indietro a quanto prima delle riforme degli anni 70 la magistratura è divisa in alta e bassa magistratura. Quindi torniamo alla Corte di Cassazione come fonte primaria della composizione della Corte disciplinare. Però, che è curioso, prima separate i consigli e poi nell'Alta Corte invece fanno parte contemporaneamente sia pubblici ministeri che giudici. Quindi i pubblici ministeri giudicheranno i giudici. Ma non era quello che si voleva evitare?
una contraddizione difficile da non evidenziare. Poi le decisioni dell'Alta Corte saranno impugnabili solo davanti all'Alta Corte in composizione diversa. Se l'espressione soltanto che il testo della norma riformata usa significa qualcosa, se ha significato, vuol dire che contro le decisioni dell'Alta Corte non si potrà fare ricorso per Cassazione per violazione di legge, e questo contrasta con un'altra norma costituzionale che scrive che contro le decisioni dei giudici, e l'Alta Corte è un giudice, si può sempre ricorrere in Cassazione per violazione di legge. Quindi avremo un contrasto tra norme costituzionali, e noi sappiamo che la Corte Costituzionale ci ha detto più volte che ci sono alcuni principi che sono più forti degli altri, e quindi si potrebbe sospettare di una incostituzionalità di una norma costituzionale, il che è possibile perché la Corte ce l'ha più volte affermato. Ma poi questa Alta Corte è prevista solo per i giudici ordinari, ma ci sono altre magistrature in Italia. C'è la magistratura amministrativa, la magistratura contabile, la magistratura tributaria, la magistratura militare. E per tutti questi, se è così, allora quell'organo si può configurare come giudice speciale. E abbiamo un altro articolo della Costituzione che vieta la costituzione di giudici speciali. Quindi ci sono già due belle obiezioni interne, non dall'esterno, da chi critica, come faccio io, comunque l'istituzione di quest'organo. Ci sono contraddizioni interne, e poi tutto è rimesso alla legge ordinaria. Come si comporranno i collegi? Attualmente nel Consiglio Superiore della Magistratura il rapporto 2/3 magistrati, 1/3 laici vale anche per la sezione disciplinare, ma la Costituzione riformata sul punto non dice niente. Che cosa succederà allora? Faremo collegi in cui i magistrati saranno in minoranza? Quella proporzione 2/3, 1/3 che vale per i consigli anche nella riforma non vorrà più? Vedete quante domande ci possiamo fare? Questa volta tutte all'interno della riforma. Ma il problema della legge a cui viene giustamente affidato il compito di attuarla in concreto, perché la Costituzione dovrebbe essere essenzialmente una serie di principi, e qui posso aprire una parentesi. La Costituzione del 48 nel suo testo originario era un testo di una semplicità anche linguistica incomparabile. Tante delle modifiche che sono intervenute dopo, anche giuste, questa chiarezza e semplicità concettuale l'hanno anche persa, e più si interviene nella Costituzione, più secondo me la perderà. Già questo testo usa un testo che una parola che per quanto mi riguarda non mi è mai piaciuta. Usa il testo carriere, separazione delle carriere. La Costituzione nel suo testo originario non usava questo termine, perché aveva un altro articolo importante, il 107, i magistrati si distinguono tra loro solo per funzioni. L'idea di carriera dovrebbe essere tolta dalla mente del giudice e del pubblico ministero, perché, come disse un Calamandrei, tra le tante cose importanti che ha detto, il giudice dovrebbe operare senza timore e senza speranza, senza timore che qualcuno lo fermi per la sua decisione, e senza speranza che la sua decisione possa servirgli a fare carriera. Questo uso del termine carriera è già un segno di un'idea della funzione giudiziaria che non è proprio quella disegnata in origine della Costituzione, è quella che deve servire a tutelare i diritti, perché c'è un nesso importante
tra la seconda parte della Costituzione che riguarda l'ordinamento della Repubblica, il modo con cui si strutturano le istituzioni e la prima parte. Non tutto quello che si fa sulla seconda parte è irrilevante rispetto alla proclamazione dei diritti e dei doveri che stanno nella prima parte. Dobbiamo chiederci sempre se rispetto alla tutela dei nostri diritti e delle nostre libertà queste riforme aiutano questa tutela, la rafforzano o la mettono in pericolo. E infine un'ultima battuta, poi ho chiuso sulla... Proprio il fatto che sia demandato alla legge delega, demandate alle leggi ordinarie l'attuazione di questa riforma, mi pone qualche domanda. Scusatemi, è un mio punto di vista personale, ma penso onesto dirlo. Ma all'orizzonte c'è ancora una serie di interventi prefissati. Quello di cui si sta discutendo adesso, la legge elettorale. Un'altra riforma per il momento accantonata, il premierato. Le maggioranze che dovessero uscire domani dalle elezioni, se sono maggioranze favorite da una legge elettorale, oppure se sono maggioranze impegnate in una riforma anche del rapporto governo-Parlamento, la legge ordinaria che ne verrà fuori, che caratteristiche avrà? Attenzione, la Corte Costituzionale è il presidio fondamentale della conformità alla Costituzione di tutte le leggi, ma un quinto dei suoi componenti viene eletto dal Parlamento, che deve esprimere una maggioranza molto ampia, i 3/5 almeno. Una legge elettorale che modificasse in modo consistente il premio di maggioranza, che favorisse maggioranze contingenti ad assumere il controllo di Camera e Senato, come si comporteranno quando si tratterà di eleggere i componenti della Corte Costituzionale, i componenti e di formulare gli elenchi per il sorteggio dei politici del Consiglio Superiore? Queste sono mie valutazioni soggettive, quindi ne rispondo di quello che dico. Non è un argomento sulla riforma. Vi esprimo la mia preoccupazione, che è però legata a tutto quello che ho detto prima nel merito di questa riforma. Grazie, dottor Boraccetti. A questo punto direi che abbiamo 15 minuti per le domande. Faccio un inciso, nel senso recupero quello che ha detto il dottor Boraccetti, e ringrazio il dottor Ceccanti, mi scuso anche, ma la stampa ai suoi tempi, pone le questioni legate alla legge ordinaria, che è modificabile con maggioranze diverse rispetto a quella costituzionale, e quindi un'eventuale legge elettorale che modificasse meccanismi di elezione, di composizione del Parlamento, delle forze politiche, darebbe più strumenti, diciamo così, alle forze politiche per poter incidere attraverso la legge ordinaria sulla definizione dei meccanismi di governo dei nuovi GSM. Poi la composizione dell'Alta Corte Costituzionale, che riassume in sé quello che divide sempre la riforma nei due CSM, quindi qual è il dottor Boraccetti giustamente sottolinea questo aspetto, e poi tutta la questione di conflitti di competenza che potrebbero essere attribuiti dai diversi livelli, le diverse giurisdizioni che oggi ci sono, quella contabile, quella amministrativa, militare. Ho cercato di sintetizzare, però prima lo dico solo per sottolineare le cose che ha detto il dottor Boraccetti, però direi che poi magari le riprende il professor Ceccanti nelle domande, se ci sono delle domande. Se non ci sono delle domande, noi lasceremmo a entrambi ancora 10 minuti, 5-10 minuti, 7 minuti per le ultime considerazioni rispetto alla proposta di riforma, e quindi una sorta di appello al voto. Ecco, quindi a voi, se ci sono domande, noi siamo attrezzati per consentire il dibattito. Prego, lì in fondo una domanda. C'è un gelato? Perfetto. La sottolineatura l'ho fatta prima nel merito del quesito referendario. Prego. Sì, scusate, un po' di emozione. Ero un po' indecisa se fare questa domanda.
Allora, io faccio una precisazione, sono palermitana e volevo citare un caso di malagiustizia, che è quello di Silvana Saguto. Ecco, in questo... Sì. Sì, appunto, volevo citare il caso di malagiustizia di Silvana Saguto. In questo caso, che era il caso specifico delle misure di prevenzione, c'è un procedimento a sé stante, ma quanto sarebbe importante una separazione delle carriere per evitare altri casi come questo? Allora, prego, allora, dottor Ceccanti, poi il dottor Boraccetti. Rispondiamo subito ad ogni domanda, che così vediamo poi. Sì, diciamo, ora io su questo sono d'accordo come metodo con quello che diceva il dottor Boraccetti. Evitiamo di fare delle cose mirate su un caso giudiziario specifico, perché ognuno può tirare in ballo dei casi che possono aiutare più una tesi e poi sull'altra. Ognuno poi descrive la propria esperienza, perché chiaramente la propria esperienza, molte di queste cose io le ho imparate dall'esperienza, quindi l'esperienza ha inciso. Io direi questo, anche quel caso lì, cosa ci dimostra? Che non esiste nessuna realtà che sia infallibile. Noi, per esempio, pensiamo spesso a alcune procure che sono impegnate sulla lotta alla mafia, alla camorra, che gestiscono i beni come luoghi normalmente di persone bravissime che hanno fatto tanto bene, però sono esistiti anche in quegli stessi posti delle persone che hanno fatto cose sbagliate, come in quel caso di gestione sbagliata dei... La Procura di Palermo è uno dei posti più pericolosi d'Italia che ha fatto, però la Procura di Palermo ha anche fatto una grave forzatura che è stata condannata dalla Corte Costituzionale come intercettare illecitamente il Presidente della Repubblica, vicenda in cui peraltro è morto di infarto il consigliere giuridico del Presidente della Repubblica. Qui non esistono delle realtà o delle persone indiscutibili. Il procuratore Gratteri ha fatto tante cose positive contro la criminalità organizzata, però non è stato nominato Ministro della Giustizia perché Napolitano disse di no a Renzi. E questo qualcosa ci dice, per cui diciamo, non esiste nessuno in democrazia che è al di fuori della critica. Ci vuole un sistema che consenta un gioco di equilibri in cui, siccome nessuno è al di sopra della critica, qualcuno possa smentire l'altro. Allora noi abbiamo fatto un primo pezzo, questo primo pezzo è stato il CSM al momento della Costituzione, che ha creato il pluralismo tra i poteri, ordine giudiziario indipendente rispetto alla politica, e ora facciamo coerentemente il secondo passaggio. Il secondo passaggio è il pluralismo nell'ordine giudiziario, più libertà e autonomia del giudice che non è condizionabile perché l'organismo non è unico. Quindi tutto si basa su un sistema di equilibri in cui uno possa smentire l'altro. Il giudice potrà essere più libero di smentire le richieste dei pubblici ministeri e questa è una garanzia di pluralismo per tutti. Approfitto però per rispondere, perché la domanda era importante, l'osservazione che faceva il procuratore Boraccetti sui quorum. Ora noi normalmente i quorum rafforzati li abbiamo in norme costituzionali, che la regola è che quando non voti a maggioranza semplice lo scrivi in Costituzione. E fin qui ci siamo. In alcuni casi però, data la natura degli organi che si eleggono, è anche ammesso di mettere, anzi è doveroso mettere dei quorum rafforzati in legge ordinaria. Quando si fece la legge istitutiva del CSM, dove si è messo che i membri eletti dal Parlamento sono eletti all'inizio da 3/5 dei componenti e poi da 3/5 dei votanti, lo si fece non per libera, cioè si fece per libera scelta dei parlamentari, ma si fece perché i parlamentari sapevano che se avessero messo un quorum più basso in cui la sola maggioranza avrebbe potuto determinare, sarebbe stato incostituzionale. Quindi noi sappiamo che ogni volta che si eleggono degli organi di garanzia, anche se si fa con legge ordinaria, sarebbe incostituzionale fare un quorum troppo basso che consenta alla maggioranza di eleggersi da solo. E il quorum è elevato anche per il meccanismo a cui è ispirato, perché abbiamo parlato solo del sorteggio Togati, ma c'è il sorteggio di quelli del Parlamento. Noi abbiamo affidato il sorteggio, col strumento del sorteggio, una cosa, diciamo, rilevantissima, che è il giudizio per il Presidente della Repubblica
nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione. Guardate che in Costituzione è previsto che quando un Presidente sia accusato dalle Camere di alto tradimento o attentato alla Costituzione, decide un collegio a maggioranza sorteggiato. Vengono sorteggiati 16 giudici che si sommano ai 15 giudici costituzionali da una lista di 45 che vota il Parlamento. Quel meccanismo lì è stato mutuato da questo. È un meccanismo, i più anziani se lo ricorderanno, che all'inizio era previsto anche per i ministri, per i reati ministeriali. Il processo Lockheed, assolto Luigi Gui, condannato Tanassi, si fece esattamente così, con la maggioranza dei giudici sorteggiati, esattamente come accadrebbe per il Presidente, da una lista fatta dal Parlamento. Si dice sì, però se io anche ci piazzo, ha ragione il procuratore Bonacetti, se io anche ci piazzo un quorum alto, se poi ho una legge elettorale con una curvatura eccessiva, questa curvatura eccessiva, io ci scrivo 3/5, ma poi danno 3/5 a chi vince e quindi se lo prendono di fatto per altra via. Ora qui però allora, io penso di essere stato il primo, visto che il procuratore Bonacetti legge tutto quello che scrivo, sono preoccupato, quindi dovrebbe però aver letto anche questo. Io sono stato il primo nei giorni scorsi a ricordare a tutti che se tu fai una legge con premio di maggioranza e dai un premio che è superiore al 55, vai a sbattere alla Corte Costituzionale, la quale ha già detto che si può dare un tetto di 55 a chi prende il 40. Non puoi andare sopra il 55. Ora, siccome l'ha già detto la Corte Costituzionale, mi sono permesso di dirlo ai membri della maggioranza: voi avete scritto una cosa da cui alla fine si può arrivare a 59,5, non lo potete fare. Non perché l'ho detto io, forse gliel'ha detto qualcun altro che abita in qualche altro palazzo delle istituzioni. Registro che da 2 o 3 giorni gli esponenti della maggioranza dicono sì, beh in effetti però quel numero forse ci sono dei problemi, anche perché qualora anche non glielo dicessero da un palazzo, c'è il palazzo a fianco, ci sono 2 palazzi come è noto, c'è il Quirinale da una parte e c'è la Corte Costituzionale dall'altra, il solito presidio rispetto alle regole. L'avvocato Besostri, che insegnava la mia materia, che è morto purtroppo qualche anno fa, si è inventato un ingegnoso sistema di andare in tutti i tribunali d'Italia, quando viene approvata una legge elettorale, prima che sia applicata, va lì e dice a tutti i tribunali: per favore mandate la legge alla Corte prima che sia applicata, perché i miei diritti sarebbero lesi quando è applicata, non dovete aspettare che sia applicata, babbo morto. E la Corte Costituzionale ha costruito un sistema in cui in 2 o 3 mesi, quando voi approvate la legge elettorale, arriva alla Corte. Quindi uomo avvisato, mezzo salvato. O ascoltano il Quirinale che li ferma a 55, o ascolteranno la Corte che li abbasserà a 55, ma da lì non si passa. Quindi legittimo avanzare queste preoccupazioni, però il sistema ha dei suoi correttivi interni verso qualsiasi maggioranza, anche la più squinternata, che voglia provare a fare le forzature. Queste forzature sugli elementi caldi nel sistema non possono passare, ma non perché lo dico io, ma perché ci sono dei dati obiettivi. È tornato anche il moderatore. No, queste ultime considerazioni del professor Cercanti mi confortano, perché vuol dire che anche lui si pone il problema, anche se lo risolve positivamente, del contesto in cui cade questa riforma e degli sviluppi possibili, a conferma di quello che dicevo io, sia attenzione al testo, ma attenzione sulle ricadute nel sistema e attenzione anche al contesto generale. Sugli episodi di mala sanità e di mala giustizia, perché c'è anche la mala sanità in effetti, ma è un altro discorso che non ci interessa in questa sede, anche se è collegato anche quello in qualche misura a cosa sia la Costituzione e quando sia i diritti fondamentali, ma non voglio divagare. La domanda da farsi è se gli episodi di mala giustizia, che sono innegabili, saranno superati dalla separazione delle carriere, perché anche rispetto alla tua preoccupazione del processo mediatico, che hai più volte manifestato e che leghi anche alla separazione delle carriere, e che condivido, perché io credo molto alla presunzione di non colpevolezza, mi annovero nell'area della magistratura garantista, penso di averlo anche sempre praticato, però il problema è che un pubblico ministero separato
secondo voi sarà mediaticamente più contenuto? Davvero qualcuno possa pensare, guardate i pubblici ministeri americani, quelli dei film, l'America non è un grande maestro su queste e su tante altre cose, parlo degli Stati Uniti d'America, non è un grande maestro neanche per la giustizia, che è una giustizia classista ed è una giustizia forte con i deboli e debole con i forti. Ecco. Ma guardate quelle persone, sono l'emblema del pubblico ministero separato. Un certo tipo di immaginario ci fa immaginare i pubblici ministeri separati così? Sbaglio? Ma dove sta scritto che l'esposizione mediatica sarà minore? E come si può dimostrare che una volta separato il pubblico ministero i casi di mala giustizia non si verificheranno? Perché spesso i casi di mala giustizia dipendono dalle leggi di diritto sostanziale, diritto penale, dipendono dalle leggi processuali, dipendono dal comportamento concreto non solo dei magistrati, della polizia giudiziaria. Può essere anche i casi eclatanti che vengono portati in questo periodo, attuali, non in Tortora, il caso Garlasco. Il caso Garlasco è di comportamenti sbagliati da parte degli inquirenti probabilmente, ma chi ci dice che la separazione delle carriere ci metterà al riparo da questo? Io credo che il punto su cui bisogna ragionare è non c'è nessun sistema che ci metta al riparo da errori giudiziari. Il problema è di contenerli al massimo e il problema è di ristorare le vittime quando si verificano, di contenerli al massimo, ma la strada per contenerli al massimo è più la strada del diritto penale, del diritto processuale, del modo con cui si forma la prova, del limite all'invasività a proposito delle intercettazioni telefoniche. Ma queste cose si fanno con leggi processuali che disciplinano i poteri. Non si può pensare che la separazione delle carriere risolva dei problemi che fanno riferimento in realtà a carenze, lacune, contraddizioni delle norme sostanziali o delle norme processuali. Mi pare che non ci sia altro a cui devo... no, volevo chiedere a Ceccanti se la contrazione, cioè due cose avevo detto prima. Sì, no, ora me lo ricordo. Il giudice speciale sì, e l'impugnabilità, sì, la negata impugnabilità in Cassazione, che contrasta col 107, col 111 stesso contrasta. Allora, dunque, sul fatto che la Corte disciplinare sia unica, tutti i sistemi elaborati dalla Commissione Palladino in poi si preoccupavano di separare le carriere, non i giudizi disciplinari. Quindi tutte le proposte sono sempre, non c'è mai stata una proposta di separare anche gli organismi disciplinari, perché è sempre stato pacifico che il nodo erano le carriere, sarà giusto o sarà sbagliato, però dico, da Palladino in poi le proposte sono sempre state queste, compresa quella sbagliata dei senatori del Partito Democratico che mettevano solo un terzo dei magistrati invece di 3/5. E questa è una cosa. Dal punto di vista del merito, del ricorso di merito, l'articolo sulla Corte disciplinare, la Corte disciplinare in sé è più efficace della sezione disciplinare autonoma del CSM, perché la sezione disciplinare autonoma del CSM sarebbe nello stesso palazzo, sarebbe autonoma ma si incrociano, perché palazzo già dei marescialli, ora chiamato Palazzo Vittorio Bachelet. Invece la Corte autonoma è più efficace da questo punto di vista, è più credibile in sé come strumento di deterrenza che previene gli errori, perché nessun sistema azzera gli errori giudiziari, però una struttura autonoma e credibile è in grado di esercitare una funzione deterrente. Questa Corte è costruita a 3/5 magistrati, 1/5 Presidente della Repubblica, perché essendo evidentemente un organo disciplinare che fa sentenze, il Presidente non la può presiedere, ma è stato trovato la sua influenza attraverso la nomina, e 1/5 scelto dal Parlamento. Lavora per sezioni, queste sezioni che devono rispecchiare l'insieme, quindi ci sono due passaggi, c'è una sentenza di primo grado, dopodiché si può fare ricorso e c'è una sentenza di appello composta da giudici che non hanno partecipato alla prima decisione, quindi l'appello è fatto da altri, non è fatto dagli stessi. Poi ci sono linee interpretative diverse se sia possibile, se la norma speciale che consente giudizio in Cassazione
che si basa sia sulla norma speciale sia sui principi del 111 sia applicabile, se quindi sia possibile fare un terzo appello per ricorso e questo ce lo dirà la Corte Costituzionale. Comunque esiste la possibilità che sia interpretata anche in questa chiave. Bene, ci sono altri? Prego. Sì, buonasera. Io volevo semplicemente fare questa domanda. Uno dei leitmotiv dei promotori del referendum, ce lo illustrava anche il professor Ceccanti, è quello del fatto che, essendo il pubblico ministero e il giudice nello stesso ordine, e quindi ha fatto anche l'esempio del caso della misura cautelare, i GIP intimoriti dal fatto che poi nella loro carriera il pubblico ministero che ha chiesto la misura cautelare, qualora non accontentato, potrebbe rivalersi. Se questo fosse, diciamo, il motivo, allora la stessa ratio si dovrebbe ripercorrere nei giudizi d'appello e quello di primo grado, ovvero nel riesame, perché anche lì c'è un giudice che smentisce quello che il giudice di primo grado ha diciamo, fatto, e quindi qualora si andasse nello stesso consiglio disciplinare, anche lì ci sarebbe il rischio di una ritorsione sulla carriera. E allora dico, cosa vogliamo fare? Vogliamo moltiplicare i consigli disciplinari per quanti sono i gradi di giudizio e quindi i rischi che il giudice superiore possa smentire il giudice inferiore e quindi rivalersi contro di lui? Quindi mi sembra che il vero obiettivo sia quello di ridimensionare il ruolo del pubblico ministero, ma non di avere un'equiparazione diciamo, delle due parti. Chiudo solo per non sottrarre tempo. È vero, come dice l'onorevole Ceccanti, che ci sono stati moltissimi casi di pubblici ministeri che hanno rinviato a giudizio o comunque chiesto l'autorizzazione a procedere e che il Parlamento ha rivendicato il fumus persecutionis, ma il Parlamento è anche quel Parlamento, non questo, un altro, che ha detto che Ruby era la nipote di Mubarak e quindi è un Parlamento, diciamo, che non sempre ha esercitato la funzione di tutelare l'immunità parlamentare per fini, diciamo, connessi allo strapotere dei giudici, ma spesso è un Parlamento che ha esercitato solo la funzione di tutelare i propri membri e alcune volte i propri membri di accusare i membri dell'altro partito, come il caso in questo caso del Parlamento europeo dell'onorevole Moretti, a scapito diciamo, della propria classe politica. Quindi, e chiudo, probabilmente diciamo, se dobbiamo fare una riforma disciplinare, la prima riforma disciplinare i partiti la dovrebbero applicare su se stessi prima di dire alla magistratura su come deve operare. Grazie. Sì, però, allora rispondo a queste domande. Il primo punto è questo: nessuno è infallibile, siamo d'accordo, però se su 100 casi in cui il Parlamento dice di no agli arresti, mettiamo che abbia torto in 70 su 100, ma non capita mai che qualcuno che ha chiesto l'arresto e che il Parlamento ha votato dicendo che fumus persecutionis venga sanzionato. Non è un po' strano? Potrà aver avuto ragione qualche volta il Parlamento. Se il Parlamento ha votato che c'è il fumus persecutionis, non succede mai che questo fatto abbia delle conseguenze disciplinari. È possibile che abbia sempre avuto torto il Parlamento. Ma allora però il problema è grave. Cioè, questo è il punto vero. Io non contesto il fatto che le decisioni del Parlamento, quando nega l'arresto, siano sempre giuste. Possono essere sbagliatissime. Però qualche volta avrà pure avuto ragione e qualche volta forse, se non c'è mai stata sanzione disciplinare o se ci sono state sanzioni disciplinari ridicole, questo è un problema. Io vi invito solo ad andare a cercare su Google che cosa è successo a Stefano Esposito, intercettato per anni in maniera illegittima, e se un'intercettazione illegittima per anni, che va contro chiaramente un articolo della Costituzione, che ha rovinato la vita di una persona, possa essere sanzionata col trasferimento da una sede all'altra. Questo è il punto. Il meccanismo sanzionatorio non funziona. Vengo all'altro punto. Le riforme non è che vengono fatte sulla base di un'astratta teoria, ma sulla base di un'esperienza pratica, di numeri che parlano. Allora, i nostri parlamentari di centrodestra e centrosinistra nel 1999 e anche ora avevano visto i dati che vengono dagli uffici giudiziari. Non ci sono dati anomali nella fase successiva alle indagini preliminari. Non ci sono dati anomali.
I giudici, soprattutto quelli di Cassazione, che ci arrivano con un percorso lungo, sono coraggiosissimi nell'abbattere teoremi, hanno demolito l'inchiesta contro Mario Oliverio, però nel frattempo Mario Oliverio è caduto, il centrodestra ha vinto le elezioni in Calabria. Mario Oliverio eletto direttamente ai cittadini, presidente, messo a custodia cautelare in casa propria, e la Cassazione ha detto che era un intento persecutore del magistrato. Questi dati anomali ci sono nella fase delle indagini preliminari. È vero quello che dice il procuratore Borraccetti, che il processo mediatico non dipende solo dalle norme sulla separazione delle carriere. C'è una osmosi tra i giornalisti giudiziari e delle procure che ricevono queste cose, le procure scrivono articoli come se quello che dice l'accusa fosse già un giudizio anticipato, e poi dopo, quando una persona viene assolta, non lo scrivono. Ci sono vari elementi storici, però i GIP e i GUP rispondono, sì, i dati degli uffici giudiziari sono implacabili, rispondevano nel 99 e rispondono oggi, tra il 95 e il 100% dei casi. Abbiamo moltissimi casi di persone che conosciamo che vengono rinviate a giudizio e che gli viene detto informalmente, vabbè, ma tanto poi viene assolto. E questo accade esattamente perché i GIP e i GUP, per tanti motivi, qualcuno dice per motivi organizzativi, perché ti arriva una richiesta di un PM che ci ha lavorato anni, tu ti arriva sta roba, in pochi giorni devi decidere, sì, ho capito, però se tra il 95 e il 100% dei casi, nelle indagini preliminari, il GIP e il GUP dicono sì al PM, c'entrerà qualcosa col fatto che quel GIP e il GUP ha la sua carriera cogestita da un Consiglio superiore della magistratura dove ci sono solo l'accusa e il giudizio? Secondo i nostri parlamentari nel 99, anche di centrosinistra, anche quelli che hanno fatto i relatori, Cesare Salvi al Senato e Antonio Sodo alla Camera, era così. E quindi il problema di dividere in due il CSM è un problema per dare più autonomia ai giudici. Poi mi si dice sì, però i PM sono 4 o 5 del Consiglio Superiore della Magistratura. Sì, ma la forza mediatica e la forza nell'opinione pubblica che hanno i PM non è comparabile a quella dei giudici. Noi conosciamo, tra l'altro chiamiamo giudici, quasi tutti i pubblici ministeri e non i giudici giudici. Nell'80% dei casi l'Associazione Nazionale dei Magistrati ha eletto proprio i presidenti degli accusatori, non dei giudici, anche se erano numericamente di meno, perché è fortissima l'immagine e la capacità del pubblico ministero. Per questa ragione sì, i processi mediatici dipendono da tante cose, ma molti rinvii a giudizio non ci sarebbero, perché i giudici si sentirebbero più liberi di dire dei no, e quindi questo calvario, che per molti è un calvario, non partirebbe, si fermerebbe almeno al momento della decisione sul rinvio a giudizio. Bene, poneva il professor Ceccanti un po' il tema che è già uscito prima degli equilibri dei poteri, quindi in Parlamento la domanda era questa, legata poi all'incidenza che possono avere i poteri che in via ordinaria si possono regolare dopo un'eventuale approvazione della riforma. Direi che a questo punto, se ci sono altre domande magari da indirizzare a uno dei due relatori, se no non vedo mani alzate. Direi che avevamo previsto di arrivare a questo orario e siamo stati anche molto bravi nel rispettare i tempi. Devo dire che è stata un'occasione di un grande momento formativo per noi della CISL del Veneto, aver avuto questi importanti relatori che ci hanno accompagnato in questo approfondimento, che evidenzia però, per quanto lo sapessimo già, la complessità della riforma e quale pluralità di sensazioni, di opinioni suscite. Riguarda, come dicevamo, l'equilibrio dei poteri dello Stato e il funzionamento della nostra democrazia, per cui noi che siamo parte debole, perché rappresentiamo la parte debole del sistema civile democratico del Paese, perché rappresentiamo la parte debole del sistema economico, i lavoratori non sono la parte forte, i capitali, la finanza sono la parte forte. Ecco, pensiamo più che mai che sia necessario l'equilibrio dei poteri dello Stato e le regole che devono
soggiacere alla democrazia, al governo della democrazia del nostro Paese. Quindi ringrazio davvero per la disponibilità i nostri ospiti, i nostri relatori, a cui chiederei ancora una volta un applauso e buon voto a tutti. E la sollecitazione è: andate a votare e trasferite questo a tutti i nostri iscritti. Grazie davvero, buona giornata. Scusate, abbiamo un pensiero per i nostri relatori, perché mi segnalano dalla regia. Prego, portiamo